ad avviare. Cioè, Marconi, passi il pad che dovrebbe Certone. stare. No, Certone. Certone Gianmarcone. Samarcanda. Oh. Allora, vediamo se arriva qualcuno. Noi nel frattempo aspettiamo anche Setti che terminava le ultime cosine sue. Allora, Abbiamo su 10 pacchi attivati. Dai. ho pure io quasi il numero giusto di clessidre per Buttate dentro poterlo 10 fare. pacchetti, dai. Vabbè, giustamente un problema ci doveva stare perché sennò che facciamo? Ehi, abbiamo degli standard da rispettare. Bravo. Allora, vabbè, almeno le luci riesco a scenderle un pochino. Allora, Eccolo qua. noi aspettiamo Setti Sì. che torni. Eppure molto. Ah, però mo a questo punto noi dobbiamo metterci anche la live di Setti davanti. Fordol. Dov'è? Dov'è? Eccolo qua. Per un mutato. Bello questo. Quanto sto starmelo, zi? Aspetta, fammi trovare mo il modo di... possiamo fare così. Facciamo così. I cazzi. Ecco, buonasera Francesco. Ciao Francesco. Buonasera Francesco. Ok, così non sentiamo e riusciamo a vedere la chat. Ok. Tanto ha detto Setti, qualunque spoiler o altro dovesse arrivare o sulla mia o sulla sua di chat verrà prontamente mandato al camposanto chi l'ha fatto. Quindi tutto a posto. Eccolo qua. Allora. Noi siamo pronti. Tu sei pronto Gianmarco? Mai. Io ho sempre saputo che questo titolo è tanta roba, però me lo so sempre tenuto un pochino. Io i titoli così devo avere il momento adatto per farmeli, come è stato per Undertale, così come è stato per i primi 2 capitoli di Deltarune. Non è che ci devo giocare immediatamente, deve esserci il momento adatto. E questa sera, secondo me, È per il momento iniziare adatto. Omori, sì, è il momento giusto. Allora, non ci sono impostazioni da mettere. Tutto settato, già tutto fatto. Tutto Sì, sì. settiato, sì. Tutto settiato. Stessa battuta che ho fatto a Setti domenica. Identico. Sì, sì, sì. Mio Francesco, lei l'ha giocato Mori? Yes. Ok, le è piaciuto? Ecco, io non ci ho mai giocato. Tu pensi possa piacermi? Molto molto carino. Visto che un titolo è carino. Tutto bene, Franceschi, senti bene? Oh, Christian, buonasera. A tutta forza. Oh, ti sei ricordato? Che bello. Stiamo aspettando Setti che sta avviando la sua di live. Abbiamo anche vi piace l'impostazione grafica, ragazzi? Ha fatto tutto Setti. Le grafiche e tutto me le ha passate lui. Quindi come arriva dopo, secondo me soffre un po' di lunga... Ecco, aveva detto che era carino, giustamente doveva rientrare sul binario che doveva di qualcosa. Vabbè. Certo. Va bene, va bene. Vedrò anche io se è così, Franci, allora. Poi l'importante è che ti è piaciuto. Oh, Setti eccolo qua, è arrivato. Stavo proprio dicendo adesso e ti stavo facendo i complimenti per le grafiche, facendole Grazie notare mille. in live. Grazie mille, sono molto contento. Cioè, alle grafiche ci ho lavorato tanto e a Mano Fantasma ci ho lavorato, come ho detto nella mia parte, Bandit, che è entrato lo scorso giorno. È proprio Mio per questo fratello che Bendittone. è per questo che ha iniziato ad insultarti, perché lui odia disegnare le mani e tu sei una mano.
Sì, Ehm, piccola testimonianza video. Qua, esatto, fammi sapere. eccoci qua. Ecco qua. Perfetto, tutto fatto. A posto. Allora, mi abbasso solo io un pochino la voce qua. Senti, tu riesci ad alzarti un pochino il microfono? Che ti ho già Ehm, quasi al massimo, ma ti sento un po' basso. sì, riesco ad alzare, non c'è problema. Ok, io comunque ho abbassato un pochino l'audio del gioco e poi al limite ci regoliamo andando, Nessun problema. Ok, ci sono. Mi senti meglio? Mi Allora, senti un po' più forte? sì. Perfetto. Ah, c'è anche Sir. Buonasera, Sir. Buongiorno. Buonasera, Sir. Buonasera a tutti ragazzi, Ah, e buonasera a buonasera tutti. alla chat di Setti. Ovviamente. Allora, noi finalmente ci siamo. Setti, Finalmente l'abbiamo ci siamo. organizzata da tanto. E finalmente ci siamo arrivati. Siamo arrivati in questo momento incredibile per me. Allora, quindi noi adesso lo iniziamo e naturalmente ci teniamo a dire solo una cosa all'inizio. Io e soprattutto Gianmarco, tutto quello che diremo e penseremo del gioco lo diremo senza filtri né senza porci problemi. Sono nostre opinioni. Se qualcuno le vuole commentare e dire la propria, a noi ci fa piacere dialogare. Alla presenza di bestie o loro simili, noi proveremo ad avere un dialogo, ma Alla fine calerà la alla fine, confidenza. quindi potremmo parlare del movimento 4B, come passare alla cultura woke e girando per qualsiasi altra cosa. Ce ne sbatte per il cazzo e parliamo di quello che ci pare. Punto. Dite la vostra e non rompete le palle su su Esatto. quello che pensiamo noi. Noi siamo apertissimi al dialogo, siamo qua per Assolutamente. ascoltare, Basta per fatto con parlare. moderazione, Setti. Esatto, basta quello. Allora, io posso? Posso? Puoi, Pigio? puoi pigiare il tasto inizia. Allora, io pigio. Entra lui, entra lui. Ecco qua, ho pigiato. Mouse, togliti dalle mani. No, per l'amor di Dio, andrà tutto bene. Come ai tempi del Covid. Ce la faremo. L'ultima volta mi hanno detto andrà tutto bene. Oddio, mi brucia ancora il sedere, quindi va bene. Qualunque cosa accada, promettimi che ci saremo sempre l'uno per l'altro. Sì, le ultime parole famose, Ultime parole famose. promettimelo. Ok. Benvenuto nello spazio bianco. Questa è struttura? Matrix? No. No, Ok. questa è Ah, no. mostarda. Ok, ok. Questa è mostarda, esatto. Per quel che ti ricordi, hai sempre vissuto qui. Sì. Sorra, effettivamente sembra l'inizio di Mostarda. È mostarda, è quello che io Toby. Ok. Ah, che bello. Allora, Momento di giocare a Pokémon? E fare dentro? allora, io penso che finalmente posso muovermi. Oh, che... Puoi muoverti, puoi interagire con Allora. quello che vuoi. Il video iniziale già è qualcosa di particolare, se posso dire. Già prevedo sofferenza, Vincenzo, piccola separazioni. cosa. 2 in Dimmi. realtà. 3 in realtà. Allora, innanzitutto non si vede Omori nella tua live. 1. Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Ma nell'anteprima si vedeva, perché ma non si vede? Ma su Twitch si stava vedendo. Ma io non lo so, guarda, Setti. Ragazzi, Secondo di tutto, tutto a non si posto. vede la mia la mia condivisione schermo nella tua roba. Terzo di tutto, mi devi condividere anche te schermo perché sennò non vedo un cazzo di quello che fai tu. Qua noi siamo partiti prima della live. Senti, ma c'eri pure tu quando abbiamo settato tutto e ti ho condiviso OBS e stava tutto a posto? Ti trovi? Ok, va bene, no, questo è l'importante. Perfetto. Allora, Grodol, cari amici di Twitch. Questo è Grodol.
Questo è grosso. Quindi che cazzo mi preparo a fare io prima di ogni live? Se poi alla fine succede qualcosa a questo punto. No, non serve un cazzo. Oh, c'è anche Peppino, ragazzi, un saluto a Ah. Peppino. Saluto a Grazie Peppino. Ciao Peppone. Poi sta là. Ciao Peppino. No, Allora. dall'altra stanza. Sì, Giuseppe le ha fatte tutte 7. Allora, ragazzi, rifacciamo un check. Tranne mano che... Oddio santo. Allora, il gioco adesso si vede. E non dite di no che vi do un cazzotto in testa. Adesso si vede. Ok, Solo tu che dovresti si vede uscire. il tuo stream in corso, tua condivisione in corso al posto del mio gameplay. Senti, allora, io e Discord abbiamo una lunga storia di amore e odio, perché io gli dico di fare una cosa e lui me ne fa un'altra. Io non... Senti. No, senti, vedi se riesci a metterti la schermata mia, forse dalla live, perché se condivido mi dà casini poi col trasmettere la tua. Ok, sarò un po' più in ritardo rispetto a te, quella è l'unica cosa. Fammi vedere, perché così, ecco, mo c'è perfettamente la tua. E basta che ci clicchi sopra la mia, cioè clicchi sulla tua, la togli e clicchi sulla mia. E io quello ho fatto, ma Discord non è d'accordo su questa cosa. Non so perché. Senti, mi fai le domande difficili. Va bene. C'è problema. Io domani lo disinstallo e lo reinstallo completamente, che sono un paio di giorni che Discord, pure in varie chiamate personali, ci sta rompendo un po' le scatole, eh. Sì. Mettiamola così. Allora, Dimmi con cosa inizi e leggiamo tutto. allora, vediamo un attimo. Rimetto qua. Ah, rimetto la chat perché se no non si legge niente. Allora, Gianmarco, iniziamo un po' di esplorazione. Allora, Certo. c'è Meo Meo, è gatto. e dice giustamente miau. Ciao. Ah, stai aspettando che succeda qualcosa? Niente, io me lo sono arrivato in realtà, cioè ancora mi devo un attimo ambientare in questo luogo. Ok. Questo Una spazio scatola di fazzoletti tu vivi per qua, asciugar via la tua tristezza. tu vivi qua da quando ne hai memoria. Tu vivi qua Ok. da praticamente sempre. Allora, c'è un computer. Hai acceso il tuo portatile? Via qua. Giustamente il wallpaper, Fissa, giustamente, non sì, È sì, un wall. giustamente. Sta lo schermo. Vabbè, c'è un... Dice Peppino Setti è un po' basso. Sì, Purtroppo più di così io non mi posso alzare. lui non riesce ad alzarlo più di questo. Aspetta, Il provo un microfono al po' massimo, se così. volete mi avvicino ancora di più al microfono. Oh, si senti che voce Ok, calda. prova adesso. Oh, Sgrodel, Geste. no, Pulton. Ok, abbasso pure un pochino il Questo gioco, così bilanciamo. Ok. Peppino, altre persone, diteci se va tutto È tutto a bene posto. così. Grazie comunque Peppino per Allora. l'appunto. Sempre un grande. Apriamo Bene, il Peppino. diario. Sì, oggi ho passato del tempo nello spazio bianco. È andato È tutto andato bene. tutto bene. Da giorni va tutto bene. Vabbè, scusa, se va tutto bene, qual è il problema? Aspetta. Oggi ho fatto No. visita ai miei Ho amici. visto, È andato però tutto aspetta. bene. Che altra roba. Sì, attenzione. Cioè, un oggi ho fatto visite ai miei amici, si alternano le cose. Come ha fatto visita? Come... Vabbè, c'era una porta fuori, scusami. No, sì, però sì. E ho capito, se c'è una porta qualcuno può entrare e uscire. Kingdom Hearts non sta insegnando niente, scusami. No, purtroppo mi hai insegnato fin troppo. E qui Ma c'è io una porta. voglio dimenticare. Ricordati, le door fanno tantissime cose. Vabbè, perfetto. Avanti. Il calore del portatile ti riscalda le gambe. È una bella Una sensazione. bella sensazione. Penso vuol dire che stia surriscaldando. Così come il cervello di Christian in questo momento. Eh. Va bene, andiamo avanti. Allora, c'è un diario. Il tuo album da disegno. Vuoi sfogliarlo? Persino il mio door. Metafora Che- in Fantazio. Sì, No, effettivamente mi ricorda il Re Fantazio, così, Fantazio. Ma è una ruota di svastiche. Oddio. È una Allora, roba di- significa di Dai. sicuro qualcosa. Sì, Se poco ma è sicuro. questo è ovvio.
No, capire cosa? Mm. Sembra Cult of the Lamb in questo disegnino così. Questo qui è uno degli indovinelli di Silent Hill 2. Molto No, non è Questo vero. messaggio forse c'è la possibilità di tradurlo in qualche modo trovando Magari tipo ogni un simbolo vuol dire cifrario o qualcosa. Addirittura Sì, c'è anche un 4, se lo noti, che vuol dire morte in giapponese. 4? Aspetta. qua. Dove sta? Oh, grazie, non lo vedevo. Ok, ci sono dei Il gatti 4 che ha la stessa pronuncia lodano un giapponese di gatto. morte. Ok. Ci sono gatti bianchi che lodano un gatto nero mentre sono ricoperti o di sangue o sugo di pomodoro, che non ho indizi su cosa possa essere. Quarto piano? No, non stiamo prendendo No, l'ascensore. no, sir. Ok. Allora, Quindi questo è un Grodol. questo è un Grodol, questo sì. è un Grodol. Questo è un fantomatico Grodol. Grodol. Questo è proprio un Grodol, ragazzi. Francia è Avete trovato il questo. fantomatico Eccolo qua. Grodol. Cioè, eccolo qui. Ah no, vabbè, onestamente non saprei come interpretarlo di molti di questi. Ho tutto questo scarabocchio. tra Allora, virgolette. quella a destra è una foto del mio bagno. Che io dalla vasca da bagno Sì. vedo proprio esattamente fuori dove stendono i panni. Hai Quindi ragione, questo è il vero, mio bagno. Proprio... Vabbè, cosa Però sembra c'è questa immagine? della C'è un ragno darkness nella luna. attorno. Sì. Sì, si sa che ai ragni piace andare sulla luna. Altri Questo mi sembra disegni normale. sulle piastrelle. C'è l'occhio che si ripete. L'occhio io già l'avevo visto e difatti L'occhio sta là. qua. Una stella, un occhio nero. X, Mamma dobbiamo mia. vedere un attimino che cosa corrisponde. Allora, questo è Pondono che- Jormungandr. Questo è il serpente del mondo. Penso. No, stiamo facendo. C'è qualche entità cancellata con rabbia perché A non me ha sembra fatto proprio un qualcosa di gatto. piacevole. Sì, Sì, c'ha le orecchie un po' da gatto, quindi forse il gatto c'entrerà qualcosa. Una torta. Mentre Torta con Omori è occhi. tenuto sul tavolo. Mm, Mamma mia, che cazzo sono sti disegni, figa? ok. C'è un 5, 1, 2, 3. Non c'è il 4 di 4. là, 5 qua. E il 4 c'era prima. Il 4 c'era di qua, però noi dobbiamo vedere quelli messi in rosso, ma ci servono più informazioni e che così non c'è un rapporto numero-lettera da poter No. tentare di decifrare il messaggio là, al momento. Poi in basso a C'è destra c'è uno un scivolo alfabeto che pieno a di un sì. certo sangue. punto... Diventa quello degli Unknown a un certo punto. Esatto. Si capisce più un cazzo. JKLMNO P e poi dopo la P è andato a puttane. È da tutto a puttane. Non gli piaceva la Q. No. La battuta ci sta, qualche ragazza forse si è seduta sullo scivolo nel giorno sbagliato o qualcuno Può lì è stato darsi, brutalmente ucciso. Meglio l'omicidio a questo punto. Poi c'è un C'è una tornado di fuoco 1, in Azuma 2, Eleven. 3, 4, 5, 6, 7 bistecche. 7 bistecche. Un Una mazza, pallone, un tris. un pozzo rosso con delle braccia. Non so. Ok. O delle Sì. braccia magari che stanno uscendo da una Kamehameha rossa. Anche quella di Goku quarto livello. Allora, c'è Sì, qualcuno a quella letto di che non sta bene. Sì, È un c'è. maggiordomo gatto. Sto gatto un Che po' però mi non fa credo sia presente. Sì, il questo. gatto è spammato, effettivamente. Il gatto qua è bianco perché se fosse stato questo, penso che l'avrebbe disegnato in nero. Quindi, oltre a fargli il contorno, poi a un certo punto sì. si è interrotto dal disegnarlo. Il segno distintivo che era un gatto nero l'avrebbe fatto. Quindi, così come può esistere un gatto nero, ci sarà la sua controparte bianca. Però non lo puoi vedere perché è Però bianco. al momento no. Lo zi, è Al tutto momento bianco, no. non si vede. Delle belle lampadine e una E sembrano lampadina degli è occhi. rossa Sì, e contengono lampadine degli con occhi. sì. E una è nera. Nera e rossa e il bianco. C'è una bistecca a terra con l'ombra, tra l'altro. Sì, disegno realistico. Questo qua è il e fantomatico. delle pagine bianche. Ok. Sì, è vero, un disegno molto realistico. Che è successo? Ecco qua. Ho rotto il gioco. No, Vincenzo si è cagato addosso. Qualcosa è caduto qui vicino. Che è Eh. successo? Dove?
Però interagiamo con la lampadina. Non tutti, No, non tutti sanno che si assolutamente. può interagire con la lampadina, però si può interagire. Una lampadina pende dal soffitto, ovunque esso sia. giustamente. Puoi Sì. guardare dentro la lampadina? Sì. Per forza! Ne guardiamo nella lampadina. Che bella lampadina. Dentro è buio pesto. Giusto. Non riesci a vedere nulla. Perché se la stanza è tutta bianca, con una luce nera riesci Cioè, a vedere i sì. contorni. Eh sì. Allora, Geniale, cazzo. io proverei la porta. Proviamo la In porta. più il tuo gatto è nero. Sì. Anche, Vorrei parlare anche. un attimo col gatto nel caso? Sì. Il gatto è standard, va Però, bene. no. Allora. Porta. Ed effettivamente è anche una Sì. bella porta. Una porta Una porta bianca bianca. proietta una tenue ombra ai tuoi piedi. Che cosa vuoi fare? Perfetto. Non fare nulla. Tanta scelta in questo gioco, se noti. Sì, è proprio, guarda, come In realtà Dragon ti ho Age, tante scammato. scelte, devo dire. In Tantissime realtà scelte. ti ho scammato, in realtà Omori è questo. E basta, hai definito qua la serie. Ok. Vabbè, ragazzi, grazie mille a tutti quelli che ci hanno seguito. È stata una lunghissima. Ci abbiamo messo più ad organizzarla che a farla, poi, effettivamente. Speriamo che il gioco vi sia piaciuto. Vabbè. California. No, quello era Daniela. Allora, e io proverei ad andare un pochino in giro, allora. Magari c'è qualcosa in tutto questo bianco. Assolutamente, ma dai, ci sarà La qualcosa. borra, forse? Però. Ma tu guarda! Ma c'è una mano! Ma c'è una mano, aspetta. Ma sono io. Ed è a sinistra, dove sei tu adesso. Dove sono io? Mhm. Più o meno. Interagire subito con la mano, grazie. Allora, mano, Mm. tu mi stai dicendo di non andare di là? Io ho i poteri, lo zio. Raga, cazzo, mo devo andare di qua. Vedi che nella grafica ti manda pure a fare in culo, Vince. No, Oh, fermi. che funzionano. Aspetta. Ecco qua. Bene, anche oggi il mio piano è fallito. A posto. Oh, pensavo che. Siamo sicuri? Però che aspetta, c'è siamo ancora su giù. Aspetta. bravi? Aspetta. Ho esplorato bene questo mondo che Suca- sembra un po' ripetersi, chissà come mai. Sì, l'equatore, No, ma leggermente, eh. Oh, c'è un coltello. No. Coltello. Coltello lucente. Ho preso il coltello, non mi interessa. Ma io non c'ho un menu. Ah, io Sì. c'ho un menu, giustamente. Hai un menu. Attenzione, E aspetta. punti abilità, cioè punti magica. Equipaggio. Coltello lucente. Un coltello nuovo e lucente. Puoi scorgere il tuo riflesso nella lama. Molto bene. Allora, però. Qui c'è il dubbio di undertelliana memoria. Spiega. Ossia, io quando ho giocato per la prima volta a Undertale, non so, avevo sentito subito quella cosa di non ammazzare nessuno, cosa che in un videogioco fino a quel momento, ma nessuno mi aveva mai offerto quella possibilità. Certo. Quindi io ho detto, aspetta, fa che forse posso finire il gioco davvero senza uccidere una persona. Quindi io il coltello per sicurezza me lo metto in tasca, per non è che abbia tanto intenzione di usarlo. No, per educazione. Ok. Poi bisogna ricordare che questo gioco è il fratello di Undertale alla fine. Lui Quindi. è un altro figlio di Earthbound. Allora, io a questo punto riprovo la porta. Riproviamo la porta. Una porta bianca. No, si può aprire. Adesso si può aprire. Allora, Non te la sentivi di uscire senza il tuo coltello? lascia fare, un coltello può servire. Metti che troviamo un pezzo di pane, che fai? Non lo dai? Non lo dai. Esatto, cioè. Puttana la miseria, che cazzo è successo? Molto bene. Troppi colori tutti insieme dopo 20 minuti di bianco fa male. No, Ciao Mori. Ubri. Ciao amori. Ah, ok. Ti va di giocare a carte? Stavamo giusto per iniziare un'altra partita. Oh. Ops. Allora ragazzi, si è scopone, sì. Come non detto.
Obri, adesso basta. Vuoi stare attenta? Hai scombinato le carte proprio quando stavo per vincere. Ma su via, Kel, non c'è bisogno di arrabbiarsi. Ti ricordo che è solo un gioco. Lo so bene, ma lo dici solo perché stai perdendo, non negarlo. Vabbè. Allora, E saranno questi i fantomatici amici che andavamo Sì. a trovare scritti sul nostro Sono diario? questi effettivamente. Io non pensavo sarebbe successo questo, onestamente. allora, noi siamo in bianco e nero, loro sono a colori. Punto primo. Sì, Punto primo. E non sto manco a dire che ci troviamo nello spazio mentre ci sono cose sotto, eccetera, sì, eccetera. E non sto neanche a dire che c'è un tentacolo che esce da un angolino in sì. basso a sinistra. Tra l'altro c'era anche in quello schema. No, no, ma è tutto normale. Non è che... Scusi, chi È non ha molto un normale. albero in casa? No, è ovvio. Per Grodol proprio. Poi non c'ha un gattone gigante che esce dalla finestra, che ti osserva fisso dove vai. Costantemente. Ok, costantemente. Allora, qui c'è tanto da osservare. C'è un uovo Sì. a terra. Ci Sì. fa anche l'effetto sonoro. Allora, lo posso Ah. esaminare? No. Questo che cos'è qua? C'è un film in TV. 4 ragazzi camminano sulle rotaie. Ah, aspetta, come... Quale cazzo è sto film? Aspetta, lo conosco pure. Bravo, bravissimo, Figa, bravissimo che hai colto la cheat, ma in non mi realtà viene questa il nome. cheat è una cheat alla cheat. In realtà questo qua fa Era Stan- riferimento a Sì? quello che in Pokémon, sì, in Pokémon Smeraldo dicono Mm. alla TV, l'ha proprio detto Omoket, che non aveva idea fosse un riferimento ad un film. Ah, perfetto. Ah, Aveva detto diceva Peppino, stand by me. Mi sa che Stand sì. by me, bravissimo, Grande bravissimo Pino. Peppino. Allora, qui Dito abbiamo magico un per Peppino. tentacolo che fuoriesce dal terreno. C'è un'anguria. Ho rotto l'anguria, però dentro c'era un peluche. Come c'è finito Un un peluche. peluche in Anguria? Io mi domando che ci faceva l'anguria lì vicino al tentacolo più che Forse la altro. portata del tentacolo. Potrebbe È essere. aperta. Allora, posso esaminare questo peluche? No, perché non possiamo ancora esaminare qua. Tra l'altro c'è... Noi abilità poesia triste. Infligge tristezza a un nemico o a un amico. Sì. Perché dovrei dare dei malus ai miei amici? Build su tristezza, lo zio. Build su Build su tristezza. Subito. 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 Rolla un D20 per favore. Aspetta, faccio subito. Senti. Un momento. Ce l'ho qua. Allora, c'è un fiorellino. Allora, Vai, dove vai. sta? Allora, parlo con lei a questo punto. Rollare di 20. Ah, ok, dice Peppino, vedrai, il combat system è Ho fighissimo. fatto Va 11 bene. setti, più della metà. Fatto Va 11. bene. Ecco, perfetto, ti sei cacato addosso. Ma che Allora. cazzo. Vediamo l'albero. Niente. Mannaggia. La foto di qualcuno di familiare. Mm. Vuoi fare un toast? Sì. Perché no? Hai fatto un Hai fatto toast. un toast. Cioè, non si può prendere. Oggetto curativo gratis, no? Vabbè. C'è una maschera. Oh, un cuscino morbido, pensavo fosse una maschera. La forma ricorda la testa di una ragazza. C'è un Mozzata. C'è regalo. ancora il Un sangue regalo attaccato. perfettamente incartato. Una Mm. coppa. Un frullatore. E parlo con lei adesso. Puoi parlare con lei. Ok, sto parlando con lei. Perché Kel è sempre così cattivo con me? L'altro giorno quel buono a nulla ha rubato il mio peluche e l'ha nascosto da qualche parte. Ma Abbiamo perché? risolto, tutto a posto, tutto a posto, risolto, Così risolto. immaturo. Voglio dire, cosa gli ho fatto di male? A proposito, Mori, puoi trovare il mio peluche? Fatto, Fatto. ciappa, Fatto. ciappa. Ma quello è lo Sniertovski. Obri ti strappa il peluche di mano. Poi lei mi deve spiegare come ci è arrivato un peluche in un cocomero. Questo poi è un Ha altro messo discorso Kel che dovremmo dentro. affrontare. Come ha fatto È Kello a Kel. mettercelo tu,
Sì, un figlio di puttana. Sì. Sì. Ehi, Kel, guarda qui chi è tornato. No, non può essere! Il suo livello di potenza è È oltre 8000! strabiliante. Dove l'hai trovato? L'ha trovato Mori. Per fortuna che c'è lui. Meno male che Omori c'è. Ricordiamo tutti, No, l'ha ragazzi. detto. Non l'ha detto, non l'ha Via. detto. Kel, quante volte devo dirtelo? Non è bello fare dispetti agli altri. Ha iniziato Obri. È lei che mi ha preso in giro per il neo sul mio... sul tuo? E va Eh? pure. Eh? Ragazzi, Mm, attenzione, Obri. ognuno si faccia i nei suoi. Ok, la smetto. Hai Allora, interagito con il buco a forma di gatto? no, questo qua no, è un buco a forma di gatto. Letteralmente. Cioè, è esattamente quello che... È Sì, autoesplicativo. sì. Buco Il a forma di piatto? gatto. Questo Il piatto è grosso? importante. Ah, il No, no, piatto, non il quello due. piatto. Il piatto Il sulla piatto, tavola. aspetta. Un singolo fagiolo su un piatto. Senzu? Fagiolo per 3 persone. Non ci credo, il fagiolo di Ragazzi, Baltar. Sì, sì, qua è tutto è Dragon Ball in realtà. Lei è Bulma, Incredibile. c'è Trunks e Vegeta. allora, No, vabbè. c'è un fagiolo sul tavolo. Dotato di vari. Vabbè. Il serpente parla. Stai aspettando che succeda qualcosa? Ok. Sì. Quindi il Astruzzo. serpente è il loro pet, come il gatto è il Mm. nostro. Un simbolo, forse. Non puoi andartene senza i tuoi amici. Amici, andiamo fuori. Amici. Amici. Allora, grazie ancora, Omori. Sapevo di poter contare su di te. Sei incredibile. Andiamo a giocare? Uffa, così non vale. Obri ottiene sempre quello che vuole. Sono contento che si sia risolto tutto. Quei due non fanno altro che litigare. Mari e Basili ci hanno invitato a fare un picnic al parco giochi. Ti va di andare? Assolutamente sì. Perfetto. Assolutamente. Allora andiamo. Ok, e c'ho il Ok. party. A questo punto, scusami un Allora, chi è attimo. il tank? Kell Allora, c'ha lui 37 HP. c'ha difendi e poesia triste. Tank, dai. Obri c'ha incoraggiamento, Mm. rende un amico o un nemico felice. Mm. Ok, quindi dobbiamo usare le emozioni Arma. Mm. come arma. Ok. Kell che fa? Rompiscatole. Mm. Ti giuro, io stavo pensando, quindi dovrò vincere il gioco dicendo vicino a qualcuno sei un pezzo di merda. Sì. Oh, Sì. no, no, Per forza. no, no. Ci sono gli eteri in questo gioco. No. No. Gli No, che eteri? gli Ether, i Ah, rompicoglioni, i ok. ecco, i Francesco, Gli ci eteri. sono? Ci sono? Gli hater di questo gioco? No, Ci dico, sono... si parla o c'è qualche personaggio che potrebbe risultarmi antipatico? Qualcuno che potrei poter voler mandare a quel paese, secondo te? Sì, c'è, Ok, ma a perché, posto. perché è fatto bene, capito? Ok, basta che è fatto bene. Allora, lo vedi, lui è Sì, Kel? Sì. Lui è Junpei. Che quando ti fa b- arrabbiare dici che la bravissimo. grande bucchine Quando manca. dovrò prendere male qualcuno, sarà lui il mio portavoce. No! Ci sta. Sì, Per Ah, forza, ok, sì. è ok. lui il mio Il tuo portavoce. Rompiscatole, portavoce. fai arrabbiare un nemico o un amico. Dai, Kell figlio di A puttana, dai, posto. next. Hiro invece c'ha cucina, quindi lui è l'healer in questo Anche caso. fuori dal combat, top. E costa E 10 però, costa costa 10. due E noi volte. abbiamo 20 punti, quindi mo dobbiamo un attimo capire. Mm. Ok. Vuoi controllare anche i loro equipaggiamenti? Ah, giusto, è vero. Sì, aspetta che mi sta parlando il serpente. Certo. Ah, ci ha dato la paghetta. Stai uscendo 50 Mori. Prendi la paghetta. vongole. 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 Vabbè, C'è qualcosa a te, penso. Che brilla. No, vongole? No, è la partita. Ah, puoi anche giocare. fai partitine a carte, vai. Partita Ah, è backgammon? Vai, partita a fai carte? partitine a carte. Fai partitine Questo a è carte. Francescone con i suoi amici. Ecco No, qua, non si aspettate. sa che abbia. Allora, controlliamo un attimo gli equipaggiamenti. Tu c'hai
il peluche signor Zanamelan. Melanzana, vabbè, Zanamelan, ok. ovviamente. Fa un suono strano quando lo colpisci. Mm. Non c'ha accessori. Che è il palla di gomma adatta al parco giochi, approvata dai bambini. Ok. Mi sembra Attenzione, giusto. ha un Oh, c'è un accessorio accessorio. lui. Cioè Hector. Può parlare ma è molto Ok. timido. È un buon amico. La pietra parla? È una Una roccia. Amico, amico immaginario? No, lo Zimo parlano È anche le pietre pazzo? così. No, vediamo Hiro, lui Chi si lo chiama sa? Hiro. Spatola, buona per girare gli hamburger. Mm. Lui è SpongeBob. Sì, è vero, cazzo. Allora, ragazzi, andiamo a fare il picnic. E tu invece Lozzi c'hai un coltello. Sì, sì, Oh, sì. che bello. Molto sobria come Perché cosa, sono sì. tre stili grafici diversi? Finalmente aria fresca. Sì. Che bello Che stare in bello mezzo alla stare in mezzo natura. alla natura. Beh, andiamo. Aspettate un attimo. Infatti mancava la tipa. Ragazzi, aiutatemi ad No, uscire. si è incastrata. Sono rimasta un incastrata. coso. No. Step Sister Stack? Casino. Solo se dici per favore. Kel, se non la smetti di fare lo scemo ti prendo a calci. Sei un po' eccessiva. Aiutami ad uscire di qui. Ok, ok, va bene. No. Ah, ce n'è messo di tempo. Perdonami, principessa. Adesso, Vincenzo, attenzione. Voglio che Ok. esplori queste zone in senso antiorario, partendo da sinistra. Quella è destra. Quella è Perché destra. non mi vuole... No, lo so, lo so. Sto cercando di pensare perché devo andare a sinistra e non a destra. Perché devi Poi, obbedire, No, a possiamo, parte che io obbdirò. A parte che possiamo anche obbdirò. iniziare No, no, no. T'ho detto da prima, tu mi destra. dici vai a sinistra, io vado a No, sinistra, comunque ho però il perché sbagliato. mi poni... Aspetta. Mi... Dici? Comunque Vai, ho vai, sbagliato. Setti. Non senso antiorario, ma senso orario, scusa. Quindi sinistra su, destra giù. Ok, no, no. Io tu quando mi direi di fare una cosa, io devo capire il perché me l'hai chiesta. Possiamo Tu vuoi fare sapere anche il troppo. contrario. Possiamo partire a No, no, destra, su, sinistra, giù. sono a sinistra. Master, ormai siamo andati. Sono a Master. sinistra. Siamo andati. Vai. Allora, c'è un bel boschetto. Sì, tranquillo per ora. C'è al momento tutto a C'è posto. qualche Pokémon C'è un selvatico? lampione, un alberello, PG? un cespuglio, c'è una roccia. È diventato veramente una live di Samako no Maiku su Dark Souls Sì. all'inizio. Questa pietra è una pietra veramente pietra. Sì. qui non È una c'è pietra niente. di alabastro. Controllo un po' se c'è qualche Sì. passaggino segreto, capi? Perché la già, vedo. già ho capito l'andazzo, quindi... Ci sono i lampioni. Ok. Sono i lampioni. Non è strano che ci siano dei lampioni in mezzo al bosco? Per illuminare un sentiero, magari. Io mi sto ponendo ancora più la domanda perché noi viviamo in un albero fatato e siamo in quello che a me sembra il ripostiglio di quei ragazzi. Loro hanno lo stanzone grosso con i giocattoli e noi siamo in uno Vabbè, anche noi sgabuzzino alla abbiamo... fine. Se ci pensi, anche noi abbiamo una stanza grossa, pensando che la nostra stanza è infinita. Sì. Io ti ripeto, più che i lampioni, mi preoccupa quell'enorme ragnatela a sinistra, punto primo, e l'albero magico multiversale. Io mo col coltello. Ma tu devi volere bene all'albero magico multiversale. Allora, hai paura dei ragni? Per favore rimani là, davanti alla ragnatela. Ok. Non succede un cazzo, lo master ha sbagliato. Vabbè, eccoci qua. Capito? Ragazzi, No, io sto vi devo di scherzando, fare sto la clip a scherzando. questo punto perché, che cosa facciamo? Bellissimo, incredibile. Ti prendo un po' per il culo, ti voglio... Ah, vabbè, ci può stare. È giusto. Ti voglio dare l'impressione che potrebbe succedere qualcosa da un momento all'altro. Perché magari è così, o magari non è così. Ah, ok. Va bene. Possiamo tornare alla nostra Fammi dire. incrocio. Allora, No. io torno indietro. Anzi, Musica per niente inquietante sotto. No, no, tranquilli. no, Ce la vogliono buttare nel Ma stai culo. scherzando? Guardate, secondo me. no, no, Questa no. vaga sensazione Setti sta preparando il modo di buttarcelo nel culo. Dai. Buttare dentro subito un fight, dai. Quindi io mo dovrei andare sopra.
Ci siamo? Andiamo sopra. Andiamo Andiamo. sopra. A posto. Però io sono in una foresta, sto facendo la scampagnata e non ho visto ancora una salsiccia. Una salsiccia. Io quando vado a fare un giro in un bosco, Eh? eccetera, è il momento picnic. Mi hanno Ah, proposto un picnic, sto camminando, ragnatela e niente cibo, non va bene sta cosa. però dobbiamo Non va raggiungere gli benissimo. Se altri ne sono due per fare incurati il i picnic, ragni. E c'è pure un cuoco nel party. effettivamente. Ok. Allora. Io continuo ad andare su. Sì. Ok, c'è qualcosa. Allora, c'è Ah, un sì, molo. No. C'è Satana molto probabilmente laggiù. No. E c'è un secchiello e una paletta. Avvicinati a Satana, no? No, no, preferisco avvicinarmi al secchietto e a... Vabbè. Senti, aspetta, ci riprovo, fammi vedere. Se n'è andato. Sei uno screanzato, sei. Vaffanculo. Ha fatto un rumore sotto. Ha fatto un brutto rumore sotto. Brutto, brutto. No. Vuoi costruire castelli di sabbia Certo. con i tuoi amici? Assolutamente sì. No, non andate nell'acqua Ma dove noi c'era dovevamo Satana prima. fare i castelli di sabbia. Perché vi state facendo il bagno? E si sono rotti i coglioni. Ma hai fatto un Pikachu. Va bene. Credo Ho sia fatto il castello. un... Boh, non lo so in realtà. Che bello. Un gatto amorfo. Hai paura di affogare. Abbiamo paura di affogare e abbiamo paura dei ragni. Dobbiamo Dei superare ragni. queste paure, lo zi. Se Mm. dobbiamo Sì, come proseguire si con... fa? Bisogna spingere una persona dentro l'acqua se si ha paura di affogare, ragazzi. Mi raccomando, non fatelo, per favore. Senza braccioli. Dove non si tocca. A questo punto mettiamocele Ma non tutte. stop. E se prova ad uscire, spingetelo sotto. Finché l'acqua non Sì, entra sì, nei polsi. possibilmente Così è buttatelo come in non acqua. aiutare una persona. Cioè, Possibilmente buttatelo in acqua con i piedi messi dentro il cemento. perfetto. Vabbè, quella è la modalità facile. Setti, scusa, sono bravi tutti così. E no, è allenamento, tipo Goku. Allora, io vado a destra. Esatto. A destra. Grazie, Giamma. Che ho fatto? Che ho fatto? Che ho fatto volare qualcosa, Christian? Allora, c'è una bella girandola. Che bello. Ma girando nel boss Cosa di stai Dark Souls. girando? No. Lore. Ma chi lo sa, magari questo è Dark Souls, tu non lo sai Ma ancora. no, senti che cosa hai fatto a questo gioco? È stato montato? Che è successo? Allora, fino a quando io non vedo una macchina da scrivere, per me va tutto bene. Poi là potrebbe essere un attimino un problema. C'è un funghetto qua. Ma quello è il fungo che fa diventare enorme in Super Mario. Sì, tu te lo metti sul pipo e basta, hai fatto. No, pazzesco, ragazzi. Allora, c'è una specie di Mm. altura e c'è una scala che va verso Hai paura l'infinito. dell'altezza? Vai. Hai paura Guarda delle tu. altezze. Non l'avrei mai detto. Allora, Beh, E quindi ci resta una strada. mi dà l'impressione come se fossero i mondi di gioco, quindi in base alla paura che decidiamo di Sì. sconfiggere, ci sarà Si sbloccano le zone. una zona diversa da affrontare. Ok. Gustoso, non abbiamo molto visto gustoso. niente di particolare. Tu dirai, ma settimana allora che cazzo ne hai fatto fare? No. È importante che tu abbia esplorato tutto prima di proseguire appunto con la storia, secondo me. Devi esplorare No, per non bene c'è. questo mondo Certo. fatato. Siamo solo dei Poi per bambini vedere che vivono Satana. in uno spazio bianco infinito. Usciamo in una foresta con ragnatele, scale verso le... Che Non c'è cos'è niente di quel coso? particolare. C'è un parco giochi con Ma sono i mostri. persone, creature. Come le devo chiamare? Ci sono i mostri. No, creature non le puoi chiamare, le LGBT comuni di dove si incazza, eh? Ah, ok, no, scusa. No, Salve. scherzo. Sono, sono calabresi. Cioè, no, volevo dire... Mary, Basil! No. Ok. Ciao Obri, ciao a tutti. Come state oggi? Ken mi ha fatto di nuovo i dispetti. Oh no, non di nuovo. Oh no, di nuovo? Ken, ti comporti così? Ma non è vero. Obri sta solo raccontando un mucchio di balle, lo giuro. Beh, Ken, devo ammettere che la tua versione dei fatti è molto convincente. Adesso non so a chi credere. Credi a me. No, credi a me. Calmatevi voi due. Perché dovete comportarvi sempre così? Dai, Hiro, non ti abbattere. Guardati,
sei così responsabile. Mi piace molto questo tuo lato. Dai, Mari, non adesso. Lo sai che adoro stuzzicarti. Sei così carino quando arrossisci. Mentre vi aspettavamo, Basil e io stavamo guardando il suo album fotografico. Volete unirvi a noi? Certamente. Dopotutto ci siamo noi nelle foto. Basil, guarda qui. Tira fuori il coltello d'Omori. No. Fammi una foto, dai. Ah, ok. Scusa, Kel. Scatto foto alle persone solo quando meno se lo aspettano. Le foto sono più spontanee se il soggetto non sa di essere ripreso. Su questo concordo con Basil. Esatto. Inoltre c'è qualcosa di speciale nel vivere la vita di tutti i giorni. Sono questi momenti, gli attimi che preferisco immortalare. Quindi basta far finta di non vederti, giusto? Ah, credo di sì. Bene, allora inizio subito. Proceda a girarsi dall'altra parte. Allora, Basil, ti va di farci vedere adesso il tuo album fotografico? Come volete, ma vi avviso, non è nulla di speciale. Non ti sottovalutare. Sono sicura tu abbia fatto delle bellissime foto, delle foto bellissime. Hai ragione, Aubrey. Cercherò di credere di più in me stesso. Ecco qui. Così potete vedere tutti. Oh, Allora, Eccoli qua. leggi. Ah, puoi anche leggere, ok. Puoi anche leggere. Lascio a te la lettura di queste magnifiche foto. Mary sta insegnando a tutti come fare delle corone di fiori. Ecco Mori e Kel che guardano quella che ha fatto come esempio. Le è venuta molto bene, vero? Mori e Kel hanno smesso di fare corone di fiori e sono corsi via, mentre io e Aubrey abbiamo imparato molto velocemente. Hiro sta ancora facendo la sua corona di fiori, ci sta mettendo un po', ma ha quasi finito. La sua persistenza è lodevole. Qui stiamo mangiando un'anguria, è così succosa. Aubrey ha dei semi in faccia. Forse qualcuno dovrebbe dirglielo. No. Kel beve una bottiglia di latte, gli piace tantissimo. Non dovrei avvicinarmi troppo o potrebbe bagnarmi la macchina fotografica. È un idrante, Kel, quando beve. Bene, comunque siamo in bianco e nero. Sì. Ok. Mary ha chiesto a Hiro di farci una foto. Gli altri pensano che la corona di fiori mi stia bene. Hiro che si avvicina per un bacetto. Kel sembra molto infastidito. Ah, l'amore fraterno. Ok, quindi loro due sono fratelli? Magari è un modo di dire. Sì, magari sono bro. Oggi facciamo un Capito, sono i picnic. Mary voleva scattare una foto a tutti. Dite cheese. Dopo aver mangiato, a parte Hiro e Mary, si sono tutti addormentati. Anche io mi sto sentendo un po' assonnato in realtà. Posso dire una cosa? Ok. Omori, Sentiamo. un fratello, guarda come punta i piedi ma fa finta di dormire. Guardalo. Guarda come io li sta vorrei- puntando. Guardate un po', c'è un particolare in questa foto che secondo me fa capire una cosa di Allora, questo gruppo di amici molto felice. Allora, i due ragazzi c'è qualcosa tra di loro perché si stanno tenendo la mano e arrossiscono tutti e due. Quindi partiamo da questo concetto qua. quindi c'è una fase di posteggia, diciamo. Sì, no, anche in stato molto avanzato. Sì. Poi c'è Guardate Hiro che che tocca la sono- testa a Kel e c'è sì, Kel sono- che tocca il culo a Omori. Sono tutti in contatto, si toccano tutti quanti, tranne Omori che alla fine tocca Ah no, in realtà no, Omori No, tocca sono tutti lei. collegati. Tranne Basil che fa la foto. È vero, giusto, hai ragione, c'è quello che fa la foto. Ovviamente grazie al cazzo, tu dirai. Però magari è importante. No. Lei con la foto li sta toccando tutti contemporaneamente, se ci pensi. O magari sì. si sta toccando mentre fa la foto. Questa cosa non Oddio, possiamo sapere. Io mi auguro veramente di no perché sarebbe un po' inquietante, però a Allora. questo punto... Ce n'è un'altra. Kel dice di aver scattato questa foto per sbaglio, ma io non gli credo.
No! Tutti i nostri piedi in cerchio. Vabbè. Riesci a indovinare a quali piedi appartengono a chi? Io so quelli di Omori. Ok. Li Va riconosco bene, e subito. abbiamo visto finora anche se c'era qualche slot vuoto. Sì. Ok, Vesetti. Ok, Basil, queste foto sono spettacolari. Sai proprio come cogliere l'attimo. Grazie. Ma non le ho scattate tutte io. A Mari qualche volta piace rubarmi la macchina fotografica. Solo qualche volta. Ehi, mi è venuta un'idea. Volete venire a casa mia? Sono appena germogliati alcuni semini che avevo piantato e volevo farveli vedere. Sono così carini. Certo, andiamo pure. Casa tua è quella a sud del parco giochi, vero? Esatto. Per questa volta passo. Andate pure senza di me. Nel caso vi sentiste stanchi, potete sempre farvi ad uno dei miei picnic. Vi lascerò sempre pronto qualcosa di buono da mangiare. Potete salvare usando il mio cesto da picnic. Ok. Quindi lei è il Oh, centro Pokémon. grazie, Mari. Ti restaura e salvi. Sì. Fai sempre così tanto per noi. Ci vediamo presto? Adesso andate a divertirvi. Sapete dove trovarmi. Allora, E io dico, a io questo farei uno salvo. punto, Sì. caramelle nutrienti. Sì, sì. Mangia caramella. Facci fare il level up, dai, caramella rara. Caramelle rare. Ok. Quindi questo è il centro Pokémon. C'è qualcosa che glitch o sbaglio? Sì, sta qualcosa che sta glitchando la finestra, ma non so che cosa. Tu vedi Non lo so, bene i setti? io dalla vostra live si vede tipo nero che spara flash ogni tanto. Ok, no, mo sta andando bene. Mo non si vede proprio più. Madonna mia. Senti, che cosa hai fatto a questo gioco? Ci stai dossando, No, Setti? È questo perché? che sta Perché? Che succedendo? è successo? Ok, mo Hai se la fatto il prende. salvo? Aspetta, lo faccio No, no, vedere. no, ma il gioco si vede. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, ma il problema è il gioco o è OBS? Guarda, guarda, è una dura lotta tra tutti e due, eh. No, Però dico, è mo il si è gioco che ripreso. spara Mo si è flash ripreso. o è OBS che fa vedere che spara flash? Come se si aprisse qualcosa sotto. Però mo sto andando, sta andando. Ok. Allora, e sono riuscito a salvare. Ok. È strano perché Aspetta un è un attimo. continuo Sì, in live. qualcosa che mi sta segnalando sotto. Ero riuscito a vedere una schermata, però non riesco ad agganciarla. Aspetta un attimo, perché non c'ho nient'altro di... Allora, aspetta, guarda che faccio. Mm. Faccio due salvataggi per sicurezza, lo chiudo e lo riapro un attimo. Ok, vai. Se te lo sai, a noi se non c'è un bug, se non c'è un Sì, non c'è un problema, problema. se no, non ci piace. Non ci piace. Intanto procedo a prendere dell'acqua. Come in Alan Wake. A posto. Preso acqua. Molto bene. Allora, io adesso faccio carica. Niente, continuo a farlo. Ma te lo sta facendo il Non gioco nominare o quel film. OBS? No, in OBS, è OBS. Prova, tu stai facendo cattura alla schermata o... Ho fatto cattura finestra. Aspetta, provo ad aggiungerlo come gioco. Anche io se ce mi l'ho sembra come che gioco. l'avevo provato a fare ieri e mi aveva dato problemi. Aspetta. Se no, se non ti funziona fai cattura a schermo direttamente, magari funziona No, meglio. avevo cambiato poi in
captura schermo perché quando lo andavo a selezionare OBS mi diceva guarda i giochi fatti con questo motore conviene che tu li fai Anche a me me lo tramite dice, cattura però mi funziona finestra. benissimo. Ah, ok, allora lo lascio direttamente. Aspetta, allora risolvo velocemente. Ragazzi, scusateci, ma Problemi. il bello della diretta, unito al fatto che fino a 5 minuti fa andava bene, poi Ha deciso di non andare. allora, ecco qua, perdonatemi. Perfetto. Ok, si vede Allora, mi tutto aggiusto perfetto. solo i filtri così non facciamo saltare le orecchie a qualcuno. Ok, allora, giusto un attimo che rimetto la chat. Ok, a posto. Perdonate l'interruzione, continuiamo. Allora, Ultima cosa da fare ovviamente è parlare con quello con la lampadina. Ultima cosa da fare. quello con la Ah, sì, ok, ok. Chi ha lampadine in testa comunque sono queste Le quest. secondarie o Esatto. cose di trama principale. Mhm. Quindi se vuoi interagire Mm. con tutte le cose, interagiamo dal tutto il resto. No, si fa prima una bella esplorazione. Allora, innanzitutto i cartelli. C'è un Bravissimo. cartello qua. Zona no boss. I Mm, trasgressori saranno perseguitati. ok. Perseguiti. Bravissimo comunque Vincenzo, perché molti perdono questa cosa e io non ti avrei detto di andarla a cercare. No, 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 come siamo entrati nella zona ho visto il cartello, è il primo segnale di una possibile civiltà o altro, quindi un cartello. Io Bravo. finora mi immaginavo la cosa come se sti bambini stavano in mezzo al nulla. Visto che c'è un segnale già di un minimo di civiltà, ho detto aspetta, fammi vedere subito quel cartello per sicurezza. Bravissimo. Quindi zona dei boss. No, boss. No, no boss. Quindi se c'è una zona no boss, c'è anche una zona boss. Che temo siano tutte le altre al di fuori di questa safe zone. È tipo zona no PvP questa. Appena ci esci basta Sì. alla fine. Bravissimo, esatto, la no player kill zone. Mi serve qualcosa da esplicare su. Sì, sto cercando di capire cosa. Cazzo può essere effettivamente? Che cosa? Cioè, sempre Boh, non lo so, questo forse flash qualche sotto, notifica di Windows, che tra l'altro ho disattivato e che sto vedendo qualcosa in basso a destra che mi sta segnalando il computer. Aspetta. No, sta pure così. Ah, cancello tutto. Allora, c'è un carillon. Bubucette te! Controllato. Ma ha fatto Non il hai controllato il bubucette te. menu? Abbiamo un nuovo compagno di squadra, no? No, sempre 4 ne siamo. Ah no, aspetta, c'è stato il cambio. È vero. Allora, tu ci sei. Palla di Non gomma. c'è. Non c'è. Ehi, non c'è. Siamo gli stessi di prima. No, sì, sì, però è importante. C'è un quinto che ti segue, magari è entrato nel party. Che ne sai? Vabbè, ma è di supporto. Sta dietro, sta venendo con noi, ma non fa parte della squadra. per ora. Per ora. Per ora. No. Allora, delle macchinine. Delle piccole macchinine giocattolo. C'è una banana, si è notato? La No. banana. Sì, un po' più sotto. Giossetti, lei mi vede banane che io non vedo. Ecco la banana. A posto. A posto. Banana eterna. Potassio Cos'è la banana infinito. eterna? Che senso? Potassio infinito, ha ragione. Con queste cose qua ci fai Mm, girare le centrali elettriche. Cioè le centrali una cassetta nucleari. postale blu molto sospetta. Guarda che nel tappetino della cassetta blu c'è pure scritto benvenuti. Benvenuti. Sì, no, ma hanno fatto proprio una Hanno traduzione fatto un lavoro al incredibile. Io bacio. voglio fare una premessa che mi sono scordato di fare.
la traduzione è perfetta, però ogni tanto c'ha degli errori grammaticali. Ogni tanto Vabbè, se capirai. ragazzi, non rompete il cazzo per questa cosa. È un lavoro amatoriale, sti ragazzi l'hanno fatto per passione, davvero, non Hanno rompete gli pure coglioni. modificato gli sprite, cioè non sapete nemmeno cosa vuol dire. Non sapete proprio cosa Uno vuol dire. yo-yo. Vorrei capire perché ci stanno tutte queste uova schiattate a terra. Sì. Sono uova schiattate a terra. Bubusette te! Oh, C'è un bimbo che gioca sullo scivolo. ma è il bambino che lui si diverte così. Ma se io mi metto davanti, non mi posso mettere davanti. Allora, Boon. One è la mia migliore amica. Non parla molto, ma è parecchio intelligente. One, ok. One. One. Bimbo su altalena. Bimbo, non mi dare un calcio, per piacere. Mai tal. Vi dondolerò fino alla luna. Va bene, mai tal. Vabbè. Posso parlare con... Mica. No. One non mi fa parlare. Allora, salve. Bangs. Divertirsi è troppo impegnativo, quindi mi accontento di vedere i miei amici spassarsela. Va bene. Fino a quando ti diverti tu così. Scusami. Che è successo? Opla. Opla. A posto. Vabbè, è un parco e tutti si stanno divertendo. No, non è detto che sia un pedofilo, dai. In basso a sinistra ci sono altri due personaggi con cui non hai interagito. No, io mo sto parlando con Charlene. Charlene. Amici. Va bene. Mi sembrano due insetti distesi al sole, non so perché. Sean, l'erba qui è proprio comoda. Vuoi unirti a noi? Sì. Cosa che Andrea ti può confermare, io faccio spesso e volentieri. Tutte le tue preoccupazioni svaniscono. Omori impara e osserva. No, analisi. Predice chi sarà preso di mira da un nemico il prossimo turno. Costa 0. C'era qualcun altro, sì, qua. Esatto. C'è bimba qui. Daisy. Scusate, potete evitare di passare di qua? Sto raccogliendo dei fiori per una persona speciale. Va bene. Ci passiamo dopo. C'è un altro gioco. Una panchina. Allora, parliamo con loro adesso. Berli parla così velocemente quando è entusiasta. Diventa veramente difficile capirla. Che è successo? Ehi, Omori, ho dei progetti per oggi, non vedo l'ora. Dammi giusto il tempo di sistemare una cosa e lo scoprirai. Mi raccomando, non te ne andare. E noi andiamocene. No. No. Non te ne andare. Vabbè, ok, fatto. Ho detto mi faccio un giro nel frattempo. Dobbiamo prima fare una partita a nascondino. Rimanete a giocare. Più siamo meglio è. No. Di nuovo. Uff. Ricordate com'è finita l'ultima volta? Infatti. Scusa Berli. Per oggi passiamo. Adesso stiamo andando a casa di Basil. Quindi ci vediamo dopo. Non così in fretta. Mi state dando buca di nuovo? Che vi ho fatto? È la mia faccia? O vi fanno schifo le mie squame? No. Ok, sarò brutta, ma mai quanto boss. Mi sa che ho fatto bene a cacciarlo dal parco dopo l'ultima volta. Ecco perché zona no boss. No, Ok, boss non chissà sono cosa fatti starà qui. combinando quell'imbecille. Vabbè, chi se ne frega. Basil, che vuoi fare? Dobbiamo pur sempre andare a casa tua, quindi la decisione spetta a te. Per me va bene quello che sceglie Omori. Tanto non abbiamo nessuna fretta. Omori, caro, come stai? Spero bene.
Sei pronta alla più grande partita di nascondino della storia? A proposito, ci sai giocare, vero? Sì. Non avevo dubbi. Io E quindi invece perché non... rispondo no e Sì? dice, non sai giocare a nascondino? Che infanzia hai avuto? Se le cose stanno così, devi assolutamente giocare con noi. Spiegherò le regole dopo. Ok. E quindi perché non farti una partitina con i tuoi cari vecchi amici? Dai, giochiamo. Vabbè, fatti una Lo squadra, chiamiamo dai. dentro? Sì. Sì, sì. Full attenti. È arrivato. Ok, Verbi, stiamo per fare la miglior partita di nascondino della storia. Ecco le regole. Qui nelle mani ho delle pagliuzze. Ognuno di voi dovrà prenderne una. Io ho già l'impressione di come va a finire sta Il storia. gioco della magliuzza. Chi prenderà quella più corta dovrà trovare tutti gli altri. Così facile che anche un sasso capirebbe. Cioè, per Fordor. Sì, inutile che fai il giro, la più corta c'ho un'idea di chi la prende. Ma va tranquillo. Ci sta. Abbiamo preso tutti una pagliuzza. Bene. Adesso vediamo chi dovrà fare la conta. Bene, bene. Sembra che quello con la pagliuzza più corta sia niente po' di meno che Francesco. Omori, ma io non l'avrei mai detto. Guarda, mannaggia la miseria. Oh, aspetta, Omori deve fare la conta? Ma a lui non piace rimanere da solo. Omori, pensi di potercela fare? Se vuoi posso sostituirti, non c'è nessun problema. Ehi, questo va contro le regole del gioco, non fate i bambini. Sono sicura che Omori se la caverà. Quando sei pronto vai al palo da Tetraball e inizia a contare. E non spiare, se no sono guai. Ma si nascondono in tutta la foresta. O Non è soltanto in questa zona. interessante la cosa che ha detto Aubrey, se non mi sbaglio, proprio ha detto ma Omori non Mori non piace può stare restare da solo. Sì. Però noi viviamo da soli. Sì, vabbè, c'è il In uno gatto. spazio infinito. Magari il gatto conta. La compagnia. Ho Ok. sonno. Non so, vabbè. Vabbè. No, certo. Io sono qua per stimolare 5, idee. 4, 3, 2, 1. Via. Ma Allora, ma perché? tu, incredibile, mi hai trovato. Ma sei un deficiente. Questo è quel deficiente che ogni volta che giochi a nascondino si mette dietro di te. 30. Tana. Wow, come sei simpatico, figlio di puttana. Questa però è la versione un po' più scema, che si è messo di lato dove era più facilmente visibile. Vabbè, vabbè. Però Non Sì, dirlo a nel senso, Berto. secondo me l'ha fatta se tu apposta. te ne vai, al Sì. posto di andarlo a prendere, te ne vai, lui ti chiama e ti dice "Psst, Omori, sono qua. Cioè, troppo palese. Che sapeva che Omori odia restare da solo. Sì, Christian. Allora, già non siamo più da soli. Poi c'è una signorina dietro un cespuglio. Oh no, mi hai trovata. Non lo so, effettivamente sembra troppo fatto apposta. Io sento che mi stanno perculando. Il gioco mi sta perculando in qualche modo. Uno sull'albero. Sì, una spiaggia privata con tanto di servitori e sventagliarmi con foglie di palma. Vabbè, quando all'improvviso... Sbam! Eccomi qui. Devo essermi addormentato come mentre mi fa? nascondevo. Dire che per me il gioco è finito. Vabbè. No. Allora, ragazzi, voi tre... Va Perché? bene, va bene. Sean e Ren stanno facendo un po' di ginnastica invece di giocare a nascondino. Va bene. Stava facendo un threesome. No, Davvero? non No, credo, non non credo. credo sia quello. Io. Va bene. Voi a questo punto No, non potete entrare nel party. Tu, ma un albero un po' più Charlene. alto sarebbe stato migliore. Ah. Che triste. Che provo? Niente, sono troppo...
Sì, difatti ti sei spostato di 3 caselle, non di più. Forse Mi ci ha dovrei provato. applicarmi di più. In fondo la vita è una sola e va vissuta pienamente. Forse dovrei. No, sarà per la prossima volta. No, questo è sbagliato. Questo è sbagliato. Non devi Sbagliatissimo, sì, sì. procrastinare. Che poi sono rotture di coglioni. Quindi è meglio farle subito le cose e via. Acchiappa Snorlax, no? Snorli. E ti pareva. Ci sono molti nascondigliati. Lo so. Allora. Poverino, però. Vediamo un po'. Bim bum bam. Quello è un altro gioco. Ah no, questo qualche volta mi è capitato. I gruppetti che si mettono e tu li senti da lontano, si accusano l'uno con l'altro di non parlare, mentre sono tutti a parlare. Sì, sì, sì. Ok, va È bene. vero. Ci stiamo nascondendo. Ok. Too late. Oh, chissà chi c'è. Questi però sono a me mi danno l'impressione di essere più bambini, più piccini, più carini. Quindi glielo faccio credere un pochino e li trovo per ultimi, capito? Così sono contenti. Allora, tu Anzi, Daffy di puttana. Tu ti sei addormentato qua in mezzo, va bene. No, niente, non se ne frega proprio. Allora, chi ci manca? Manca la tipa che ha fatto il gioco. Allora, tu urli soltanto, va bene così. Allora, qui non c'è nessuno. Ah, la cassetta, così. Niente, voi due. Neb e Daisy. Forse dovresti farti gli affari tuoi. Ok. Attenzione, Ned e Daisy c'è dell'amore nell'aria. Devo provare il cazzo. Boing, sono io Happy. No, no, no. No, 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 tutte? Ok, Oh. va bene, va bene. Vabbè. Allora, vediamo chi c'è qua dietro. Oh, li abbiamo trovati, mannaggia. Ok. C'è tanta felicità e pucciosità. C'è Adesso- qualcuno qua in mezzo. La stronza. C'è una cannuccia che sbuca da terra. Vuoi tirarla? Sì. Grazie che ci hai sputato addosso. Era pure ora mi trovassi. Pensavo di Pensavo morirci là sotto. Mi piace il mio nascondiglio? Bello, eh? Sembra che avete trovato tutti. Non credevo che ce l'avreste fatta. Cioè, non credevo ce l'avreste messo così poco. Ma va bene. Vediamo se ci sono tutti. Con l'attenti. Van. Presente come sempre. Charlene. Presente. Mikal. Vabbè. Ah, yeah, dove sono? Happy. Eccomi. Browse. Vabbè, io urlo il problema. Scappa, vabbè. Vabbè. Banks. Presente. Van. Van al rapporto. One. Bim bum bam. Hiro. Presente. Oh, sì. Kel. Berli, dobbiamo farlo per forza. Ha detto per forza, ragazzi. L'ha detto, Ehi, non era necessario. Il secondo in omaggio. Sì. Eccomi. Ma dov'è Basil? Aspetta. Cazzo, è vero. È strano. Non c'è. Pensavo di averlo visto vicino a quell'albero laggiù. Basil, dove sei? Puoi sentirci? Basil, puoi venire allo scoperto. Abbiamo finito di giocare. Ecco che mo inizia il Ehi puzzo. là. Allora, Basil. un momentino, La musica se ne sta. Ecco Basil. Tutto bene? Non c'è Basil là dentro. Sei rimasto bloccato? Non c'è Basil. Perfetto. Ho detto non c'era Basil. Cioè, c'è Basil, ma c'è anche un'altra cosa. C'è Boss.
Hugo Boss, avrei dovuto saperlo che sei stato tu. Razza di delinquente buono a nulla. Lascia andare Basil. Infatti, che ti ha fatto di male? È nostro amico. Non osare torcergli un capello. Lascialo andare, boss. Non ha fatto nulla di male. Razza di stupidi. Lui è solo mio ostaggio. Attenzione. Sapete perché sono qui? Non fate finti tonti. Come osate non invitarmi a giocare a nascondino? Vabbè. Ma tu non c'eri, Sono- scusami. Sono stato io quello che vi ha insegnato le regole. Infatti un E non lo maestro. state nemmeno facendo bene. Non è a nascondino senza body slam. No. Non è vero, non stai mentendo. La mia corona di fiori. No, la scorona. Quella lì è la quella lì... Scappellato. No. Quella lì è la corona di fiori che abbiamo fatto per Basil. Come osi? Lascio andare Pullo? No. Se non posso giocare con voi, allora nessuno gioca. Quel no ho pensato a Francesco. No. No, Mo gli va spezza bene. il collo, zio, un casino. D'ora in poi questa sarà una zona solo boss. No. E voi non siete invitati. Dai, fai partire il fight, dai. Ecco. Ehi, ehi. Oh, che bello. Bellissimo. Cosa faranno Mori e i suoi amici? Lotta. lotta. Allora, attacco, abilità, snack, giochi. Allora, eh. attacco. Oh, buonasera, Smolder. Oh, Smolder, bonsoir. Buonasera. Abilità. Snack, Snack. recupero energia, molto probabilmente. Giochi. Ma i giochi? Sono le mosse sintesi del fantazio. E non ne abbiamo neanche uno, quindi va bene così. Abilità, noi abbiamo osserva con 0, Facciamo quindi... una bella analisi. Ah, ok, prima seleziono cosa fa e poi attaccano la Airbound, ok. Sì, bravissimo. Allora... Un po' di difesa e non fa male. Vai. Facciamo 2 attacchi. Allora, Aubrey si difende. 11 di danno. 14 di danno. Non male che ho fatto la difesa. Ok. Occhi. Non ho capito. Come facciamo a capire chi è il prossimo? Senti, spiegazione, senso? abilità. Spiega un attimo. In che senso? Non... Osserva. Mm. Sono apparsi Premetti- gli occhi poi su tutti i membri del party. Quindi noi dobbiamo capire Probabilmente aveva qualcosa. scritto, Non ho capito, però. Vedi Setti? dove c'è scritto cosa faranno Mori e i suoi amici? Quella lì, diciamo che è tipo la chat in cui qualsiasi cosa che succede nel combattimento lo scrive. Quindi i danni, quindi tutte le cose. Ah, ok, è scritto tutto. Quando Scrive usa là. l'abilità mi dice là sopra. Ok, Esatto. ok, merci. Allora, iniziamo a provare. Un po' di attacchi. Noi siamo neutrali. Cosa vuol dire ha perso del succo? Non hai fatto sborrare, cazzo. No. Casino. Quanto siete deboli? E quello lo chiamate un attacco? Tanto stai prendendo le botte. Mamma. È sceso un bel po', eh. Ti scrocchia le nocche. Allora, attenzione. Tutti in difesa. Aspetta, mo fa l'attaccone. Esatto. Aspetta. Pillone. Mi scusi, signor boss, ma noi veniamo dal Fantazio, quindi Mamma mia. Sì, sì. lasci fare. Tutti in difesa. Sì, vai. A posto. Allora. Io voglio provare a fare di nuovo. Aumentiamo il debuff forse? Potrebbe Sì. fungere. Boss non può avere più paura, c'era scritto, quindi forse Ok.
Non c'è un comando parla, esamina o fai in un certo modo Ok, come sta scrocchiando Undertale. nuove, no, ok. Allora, ci mettiamo tutti in difesa. Ok, tanto penso che fa comunque poco di danni. Muovi la cognome. No, bastardo. Ho fatto perdere un turno così. Sei proprio un po' Ah, snack e oggetti alla fine. Oh, Tanto comunque ci abbiamo l'abilità. Ehi, questo ha fatto male. Non è più divertente. Ho capito. Posa l'ostaggio e finisce tutto subito. il fatto è che voi appunto in questo momento lo state prendendo a cazzotti in faccia. Cioè, Sì. la cosa oggettiva è quella, voi lo state picchiando. Attacco, hai l'animazione di una specie di pugno, calcio, esplosione. Immagino che lo stiate menando di botte. No, così. Ah, non posso scappare. Lo devi ammazzare di botte, così. Ti ho ammazzato di botte. Sì, sì. Non posso fare altro. Vuoi provare un turno in più a difenderti? Magari parte un dialogo, se tergiversi un po'. Boh, ipotizzo. Ipotizza. Mai. Il settozzo, se volete, potete fare la domanda e vi risponde, non c'è problema. Però è bello che ipotizziate. No, in alcuni giochi ogni tanto funziona sta cosa di perdere un po' di tempo Esatto. nelle boss fight. Magari anche qua. Forse tipo dice tipo mi sto scocciando perché non. State facendo un cazzo. Oh, attenzione. Si è incazzato. No, no! No, no! È stato No, tostato. vabbè, Ho questa capito. era imparabile. Non potevi mai mancarla. Noi siamo rimasti con O uno. mori non so come. Impossibile. Come fai a essere ancora in piedi? Perché lui è il main character. Per lui è main character. Allora lo devi uccidere, gli è rimasto un mago, penso basti. Ma se fosse più veloce un lui? pazzo. Sì, però snack non ne abbiamo, giochi non ne abbiamo, difesa è inutile perché c'è un HP. Bravo. Questa pure è inutile perché ti uccide. Ok, Enzo si farà ammazzare. Non ci credo. Ha tergiversato. Non ci credo. Ok, no, devo solo buttarlo giù. Beh. Vincenzo non sta cercando di non prendere danno, ma secondo me sta cercando tipo di risparmiarlo la Under, Sì, no? sì, sì. Come? Un altro turno di scrocchio? Non ti ammazzo. Se volete ve lo spiego. No, aspetta. Bene, bravissimo, sono contento che tu non voglia. Rende molto fiero del mio allievo. Non sta Per lo attaccando. status? Sì, Ma non si toglie da solo col tempo oppure si toglie tipo dopo 8 attacchi? scappare non posso scappare. Questa gliela posso fare un'ultima volta? Divento anche io triste. Andiamo di per forza. Giusto, tu l'hai accoltellato. Ok, lui adesso è vivo. Ho E quindi non l'hai sangue. risparmiato? E non so come caspiterina potessi fare. Ok. Non è giusto. No.
Rivincita. Voglio una rivincita. Ma mi ha tirato, Ma in segno d'affetto. mi ha tirato un pipo calcio. Sì, sì. Diretto. Basil, ti sei fatto male? Ah, non preoccupatevi. Sto bene. Boss, deve far male vedere gli altri divertirsi senza di te. Ma ciò non ti autorizza a rovinare il divertimento altrui. Ah, lo so. Ecco qui. Ti senti meglio adesso? Sicuro vada bene? Boss porta solo guai. Per fortuna che Omori ha retto quell'attacco finale, altrimenti saremmo rimasti tutti fritti, o meglio, tostati. Sì. Mi fido di lui. Sapete, quando stavate combattendo ha fatto del suo meglio per evitare di farmi del male. Boss, è la verità? Sono tutte sciocchezze. E non ho voglia di sentire queste bugie. Questo è il mio posto. Qui nessuno è il benvenuto. No. Non ti parlo, si può. No. Beh, No. non sarà un problema finché rimane così. Adesso possiamo andare a casa di Basil. Non vedo l'ora. Ehi boss, noi ce ne stiamo andando. Non combinare guai, intesi? Ok, ora possiamo andare. Se vuoi puoi rinteragire con l'albero. No, io più che altro, mentre controllo un attimo sta cosa del computer perché sta continuando a flasharci lo schermo e non capisco il In live motivo. non si vede, per fortuna. Il live Quindi non già si vede. Questo è già una cosa buona, però almeno per toglierci qualcosa della schermata di Omori che dà problemi. Io Allora. scelgo il pannello delle impostazioni, tipo. Vogliamo giocare così? Così è un pochino piccolino. Magari non rompe più le scatole. Io mo stavo pensando più che altro al discorso quando scendi a 0 punti vita diventi un toast. Sì. Uno, perché diventi un toast? Che significa? Vieni tostato. E se a come questo quando non punto c'è Roasted. quel toast che c'è nella stanza dei ragazzi, se non c'entri qualcosa. E se questo fosse una non lo so, persona morta? Se fosse una persona morta? La tostata? Io farei un salvataggio comunque. Allora, sì. Giustamente, bravissimo. Allora, salvino tattico, sì. Ragazzi, mentre mi sono preso del tiramisù perché ragazzi io c'ho fame mentre stream. Va bene, va bene. Aspettiamo qua. No, ho già preso. Ragazzi, io già ho la cucina a 2 passi dalla postazione. Perfetto. E a noi comunque niente. Va bene anche così, va bene. Cos'è che te lo spedisco? Te lo spedisco? Oddio, col freddo che sta facendo si terrebbe Rimane benissimo. buono. Mortacci su e di quando è arrivato. Allora, c'è una donzelletta. Attenzione, quella che viene dalla campagna. Un casino. Abbiamo un bel lampadina. Possiamo parlarci, visto che non dobbiamo fare più niente. Allora, vorrei regalare dei fiori alla mia cotta, ma ha occhi solo per i puzzle. Se solo riuscissi a trovare un puzzle fiorito, forse così si accorgerebbe di me. Un puzzle fiorito. Magari nell'esplorazione lo troveremo. Allora, andiamo a vedere se c'è qualche luogo di interessante. Continua a essere ancora tutto troppo tranquillo. Bubu 7. Ancora con sto Bubu 7. Dai, guarda che è simpatico Bubu 7. Ma vaffanculo. Beh, Vincenzo, se vuoi possiamo andare avanti. Allora, qui non c'è niente. Vediamo nelle zone nuove se c'è qualcosa. Allora, va bene. Psst. Ehi, psst. No, uno spacciatore. Voi, sì, proprio voi. Dalla cassetta. Pazzo. Allora, cosa c'è dalla cassetta? Salve.
Ma salve stimati clienti, benvenuti al mio negozio. Comprate pure qualcosa. Compra. Che vendi tu? No, le caramelle dallo sconosciuto. Occhi infernali, No. una cassetta postale. Aspetta, però, Rozzi. Là c'è il regalo a 100. Ah, no, aspetta, è un oggetto. Ok, vabbè. Sì. Pensavo fosse un Sotto c'è oggetto, anche ma- la descrizione Degli degli arrabbiati. oggetti. Sì, sì, stavo vedendo. Triboli. Ah, queste sono le stelline minchia che piazzi a terra, i tribolini. 25 di succo che penso sia il mana? Sì, sì. Sarà? Allora, guardi, io al momento... Vabbè, Allora, lei è un cialtrone. sì. Succhi, frutta e merendine c'avevi alla fine, non è che c'avevi queste... Un'arma, Ma questo è un'armatura. Georgia Wavarktel. Sì, Ma è prima lui. cose sword. Sì. Sì. No, abbiamo il cuoco, abbiamo. Ah. Allora, io sono andato giù Mhm. e c'è un bel Eh, po' di cose da vedere, mi sembra. Stazione ferroviaria, Bosco Girandola, casa di Basil. Quindi noi dovremmo andare in basso, ma mica possiamo andare in basso, no? il master No, che cosa ci dice? assolutamente no. Non Che ti facciamo? Allora, azzardare a dire scendi giù che ti do un cazzotto in testa. Prego, vadi, dica tutto. Vadi. allora, visto che c'è poco tempo rimasto per la live, vorrei velocizzare velocizzare tra virgolette perché voglio portarvi al punto in cui avevo Vai, ideato dici di allora. attaccare la live. Quindi vi dico, andiamo giù, perché a sinistra e a destra un giocazzi niente. Aspetta, almeno 4 passi, dai, almeno 4 caselline. Vai. Tanto, vai. No, ma puoi andare tutto a sinistra, puoi andare tutto a destra. No, solo un'anteprima. Poi ci posso venire? Certo. Però Setti c'è una mappa. Posso vedere almeno la mappa? Certo, vai. Andiamo. Aspetta. No, fammi salire qua sopra. No, tu mi devi far vedere quella mappa, aspetta. Niente. No, Sì, mannaggia. allora, ci sono dei girasoli e li posso innaffiare? Interagiscici con i girasoli. Ok, lo sto facendo. Ok. Questi sono dei girasoli. Si chiamano così perché si voltano sempre verso il sole. È così che vorrei essere. Qualcuno che vede sempre il lato positivo delle cose. Ok. Qui ci sono i mughetti. Questi fiori si chiamano mughetti. Si dice che siano in grado di scacciare gli spiriti maligni e di aiutare le persone a vedere un futuro più luminoso. Forse è per questo che mi ricordano Mari. Se ho bisogno di essere ottimista, posso sempre contare su di lei. Io per un momento avevo capito che è per questo che mi ricordano Bari. Non capivo Bari, perché no. Poteva Bari. essere, Bari, poteva ma- essere, poteva Sì. essere. perciò non C'è ho un capito. vegetale che saltella. Oh, cos'è quella brutta creatura vegetale? Non lo sai, Kel? Quella è una bulbotalpa. Le bulbotalpe sono creature molto intelligenti, ma diventano violente se si perdono. Ti prego, signor bulbotalpa, smettila. Stai calpestando tutti i fiori. È rimasto stronzo. Amica cara, ma perché non ti fai i fatti? Tu e lo lasci saltare e ci crei casini qua. Oddio! Allora, Oddio, sembra che questa arrabbiata. sia arrabbiata. Anche le anche le bulbotalpe hanno delle delle... emozioni. Vai, Vince. Te la lascio te Dato questa che è parte. arrabbiata, il suo attacco è aumentato. D'altra parte però è diminuita la sua difesa. Quindi quando qualcuno è incazzato ti fa più male ma c'ha meno difesa. Come barbaro. Quindi questo è il momento migliore per colpire. Dai Omori, conciamola per le feste. Ricordiamo sempre che tu hai un coltello e stai prendendo a pugnalate le cose. Dai. È pure colorato, fammene andare. Ma sta incazzata e si è persa. Ma perché la devo uccidere? Beh. Io non c'ho niente.
messo io tristezza perché devo cambiare tra parti e nemici. Posso scappare? No. Io devo attaccare per forza. Però alla fine se ci pensi, pure se li accoltelli e li picchi, al momento non li stai uccidendo. Quindi forse magari appunto se ne scappa perché si tacca sotto. Ok, livello 2. Ok. Ehi, Omori, adesso che ci stiamo prendendo la mano nel combattere, ecco un diario dove possiamo tenere Ecco traccia qua. di qualsiasi nemico interessante che incontriamo. Oh, Ok, sì, c'è un tipo bestiario, FedEx. ok. Nemicipedia. L'anime. Ok. Sul diario ci scriverai tu, ma anche noi potremmo aiutarti ogni tanto. Puoi controllarlo attraverso la tasca nel menu del giocatore premendo X. Anche se sto giocando col pad mi dà i pulsanti per la tastiera, va bene. Allora, il menu era così, tasca, importanti, e ce l'abbiamo qua. Nemicipedia. Bulbotalpa persa. Un'orribile creatura bulbosa, pericolosa e ostile. Dice di essere intelligente, ma sembra imbecille. Inoltre, puzza di biancheria e sporca. Ed ha scritto Omori. Omori? Sì, sì, Ok. Omori è un figlio di puttana in realtà, abbiamo È veramente scoperto. un bastardo, sì sì. Vabbè. Va bene. Quindi abbiamo anche delle descrizioni abbastanza Cioè, tu divertenti da puzzi di leggere. merda, io t'ammazzo. Cioè, capito Omori qual Sì, ha ragione? per forza, un bastardo. Allora, qui a sinistra ci sono le rose. Vai, Mi leggi te, ricordo. Vice. Riuscite a indovinare chi mi ricordano? Mi ricordano Hiro. Avete indovinato? Le rose possono crescere in una grande varietà di colori, ognuna delle quali ha un significato unico. Le rose rosa sono simbolo di ammirazione, quelle arancioni simbolo di passione, quelle gialle sono simbolo di amicizia e così via. Hiro non mi ricorda nessuna rosa in particolare. Penso che Hiro sia tutte le rose perché è versatile e amato da tutti. Effettivamente il protagonista JPEG sarebbe proprio Hiro. Ti Sì, chiami Hiro, ti vogliono Vero. tutti bene. quello che fai lo fai Scopri, bene. lo fai No, bene. stai tutto a Noi posto. siamo un bambino monocromatico con coltello. Un coltello. Gatto nero e lampadina nera in stanza Nero e e porta. lampadina e porta. E mani che ti inseguono se ti Che ti allontani inseguono e ti troppo. riportano nella tua stanza. Esatto. Esattamente, come se tu non potessi scappare da là tranne che attraverso la porta. Allora, in basso c'è il gladiolo. Gladio che? Gladiolo, anche Ah, conosciuto come fiore spada. Come potete immaginare rappresenta la forza d'animo. Qualcuno di onesto con forti valori morali, qualcuno che lotta per le sue convinzioni. Il gladiolo mi ricorda Aubrey perché lei è sempre fedele a se stessa. ok. Ah, capisco. Quindi ciò che stai dicendo è che Aubrey è davvero testarda. Ehi, no, non è vero. Passiamo avanti. Dai, caccia i crisantemi su. A questi mi ricordano Mori. Ah, Oh, fanculo. altro bulbo talpa. No, sì, sì, picchia, picchia. Oh no, non di nuovo, per favore, signor Bulbo Talpa, Vabbè, smettila di così girare. passa. Allora, arancione, cosa sei? Sei felice? Tutto. Ok, felice più critico ma meno precisione. Sì, E più velocità. è più veloce. Più velocità, ok. Come sempre non posso scappare e a questo punto... No, prendo pure le abilità, attacco direttamente. E che è apparso sullo schermo che ci camminava intorno? Era la sua mossa. Ah, Era la ok, sua vabbè. mossa. È la mossa del Vabbè. Puma, è proprio la sua. Ok. Noi siamo proprio privi di emozioni, letteralmente. Siamo vuoti. Sembra che stiamo incontrando un sacco di nemici con emozioni. In caso non lo sapessi, le emozioni possono determinare la forza o la debolezza di un attacco. Felicità batte rabbia, rabbia batte tristezza e tristezza batte felicità. Ok, Ecco qui, ho anche disegnato uno schema su come funzionano. grazie. Non sono un artista, ma penso che capirai il punto.
Lo metterò nella tua tasca così lo potrai controllare più tardi. Mentre lo metti Grafico nella delle tasca ti emozioni. aggrappa le palle. Assolutamente sì, diamo un'occhiata. Ecco qua. Ah, bello chiaro. Ok, dobbiamo solo un attimino memorizzarlo. Allora, felicità, fortuna su, quindi il critico, velocità su, ma precisione giù. Rabbia, attacco su, difesa giù, tristezza, difesa su, velocità giù. E parte dei danni alla vita diventa succo. Ah, quindi converte alcuni danni che prende in succo? Quindi non solo la difesa aumentata, in più hai danni ridotti. Minchia, ok. E poi Sì, ci siamo è per- noi. Che siamo i neutrali. Tu sei l'elemento lo zio universale, citando il Fantazio. No, non è che loro sono di quell'elemento. Ha fatto No, nel l'esempio senso con i l'emozione. personaggi, però... Sì, per Sì, l'emozione. questi qua sono le emozioni. Lui ha usato i personaggi del team per, insomma, Blu, incanalare. arancione, blu, arancione, rosso. Ok. Allora, qui ci sono dei cactus. Ecco. Questo è un cactus. È più una Sì. pianta che un fiore ed è divertente che tu me lo chieda perché mi ricordano proprio di te. Sarà perché una spina nel fianco? Beh, sì, anche, ma per lo più perché i cactus sono piante naturalmente molto robusti e resilienti. Non hanno bisogno di troppe attenzioni e possono sopravvivere persino in condizioni apparentemente impossibili. Penso proprio che persino tu potresti prenderti cura di un cactus, Vabbè, Kelly. però manca a dissarlo Oh, così. figo. I cactus sono fantastici. Vabbè. Bello il cactus, in effetti. Tanta fica. Ah, i tulipani Vai, bianchi. senti, i tulipani bianchi, fallo tu, vai. Ok. Ah, questi sono tulipani bianchi. Semplici, eleganti e bulbosi. Proprio come Omori. Come dire, li trovo molto carini. Ok. Fine. Basta. E anche questa cosa è importante. Questa ragazza forse c'ha un po' una cotta per omori, la È un butto lì. tipo. Non credo c'entri più che altro questo. Secondo me è proprio il concetto che non sanno cosa dire di Omori. Perché è JPEG. Sì. Noi siamo privi di Potrebbe. qualunque cosa. Ok, c'è un altro fight. Aspetta, forse... Ah no, pensavo tentasse un dialogo. Ok. Era gomitolato in posizione fetale. Significa che attaccherà meno del solito. In più partite danni diventeranno al Sta proprio succo. a terra, bambino, era bambino, poverino. Quindi se adesso mi Mettiamo fine alle mettessi... sue sofferenze. Se adesso mi mettessi lo status arrabbiato e lo meno, gli faccio molto più male. Sì, Esatto. spero che mina anche lui. Tanto penso che attacco direttamente. Poi comunque in realtà è buono perché credo che togliendo il succo gli togliamo la possibilità poi di fare delle mosse. Sì, Se sì. non hanno MP. Penso che pure loro hanno un sistema dei punti abilità. Avrà un senso togliere anche a loro il succo. Ok, fatto. So che qualcuno ha levelato. Difatti. Ottimo. Perfetto. Massaggio. No, cioè, lo zii, vedi? Cucina, fai massaggi, lo vogliono tutti bene. Raga. Dai. Ma pure il taglio di Dai. capelli da main character. Muove l'emozione di un amico o un nemico. Quindi rende neutrali? Esatto. Perfetto. Ok, ottimo. Perfetto. Allora, noi a questo punto continuiamo giù. Salve. Ciao ragazzi, siete arrivati giusto in tempo per un bel picnic. Sentitevi liberi di riposarvi qui. È già pronto. Ho anche portato della frutta. Nessuno si chiede come ci abbia superato. Vabbè, lascia fare, lascia fare. Piazzare qua. Frutta fresca. Vuoi mangiarne un po'? Certo, certo. Assolutamente. E ci siamo ripresi. A posto. Manch. Grazie Mary, sei la migliore. No, non è niente. Sto cercando di prendermi cura di voi. Oh, Mary.
Vorrei essere più simile a te. Sembra che tu abbia sempre tutto sotto controllo. Non è affatto vero. Solo che da fuori sembra così. In ogni caso, fai sembrare tutto facile. Sì, è vero. Mari è così incredibilmente graziosa. Sei d'accordo, Mori? Sì, Sì, certo. Sì. sono d'accordo. Immagino di doverci credere di credere un po' se tutti voi lo pensate. Casa mia è proprio da questa parte. Siamo tutti pronti a partire? Sono pronta quando lo siete voi. Ci vediamo dopo, Mary. Fatemi sapere se avete bisogno di qualcosa. A presto. Anche questo è un po' strano comunque. Possiamo proseguire. Quindi Sei di nuovo innanzitutto partito. salvo. Mm. No, questo non è un bulbo talpa, questo è qualcosa di grosso. Questa è la mamma del Bulbo Talpa. Sì, Che cos'è? hai avuto perfettamente ragione, Proprio lei Gianmarco. dici? Sì, Mamma Talpa Bulbi. mi scusi, Per gli amici Grodel. scusi? No, è il padre! È il padre Bulbo! Oh, cazzarola. Allora, Lui è arrabbiato. Quindi più danno si fa, ma prende No. più danno. aspetta. Inizia a diventare un attimino triste e tu lo attacchi. Anzi, lo attaccate tutti a questo punto. Vedo che Obri fa un bel po' di danno con l'attacco suo. Attacca tutto. Ah, birichino che non sei altro. Pizzica. Tu strunz. Giustamente non posso scappare. È veramente un pezzo di merda. Non si è fatto niente. Non fa Bulbo Talpa. Oh, 10 danni a bocca, bam. Non è che tu non ti stai facendo niente. Ah no, ecco. Ok, Che ok, palle. ok. Eccolo. Arriva. Mossa Oh papà, combo. questa battaglia è abbastanza dura. Ok. Noti per caso qualcosa di diverso? Dovresti vedere una nuova barra nella parte inferiore dello schermo con un numero al lato. Quella è la nostra energia collettiva. Aspetta, come fai tu a vedere sta cosa? Fermati un attimo. Così dicono, anche che premi il tasto apri il menu e puoi salvare. Quindi non mi stupirei ormai. Usando la nostra energia possiamo sconfiggere questo nemico tutti insieme. Attacca e vedrai. Ok. Come si fa? Ah, devi selezionarla sotto, prima sopra. Ma dice attacca. Non sto sapendo. Sto passando gli attacchi l'uno con Ah, l'altro. ok. Lo state venendo a calci capiti, passate questo attacco combo, quello col Esatto. tutti insieme. Sì, È il capito. potere dell'amicizia. Il potere dell'amicizia. Una mossa combo. Premi la freccia direzionale verso l'altra direzione e vedi cosa succede. Ok. Questo inizio è veramente mentre ci stavano. No, notato che la nostra energia è salita? Quando subiamo danni guadagniamo anche energia. Un'altra arma a nostra disposizione. Ok. E continua ad attaccarti. Cambia l'effetto in base a quello che puoi fare alla fine. Sì, ogni mossa cambia. Molto figo.
Cioè, abbiamo una quantità di opzioni Oh, assurde. ora che siamo pieni di energia possiamo utilizzare il nostro attacco apidale. Omori, dopo aver attaccato, premi giù per rilasciare l'energia. Spero siate tutti pronti. Dimostriamo a questo ragazzone di che pasta siamo fatti. Quindi io attacco e faccio giù. Bravo, lo stavo per dire io. Senti un po'. Omori sorride. Boom. Era un po' Boom. inquietante, quel cambio. Sì, Omori sale a livello 3 e impara coltellata. ecco qua. Ok, Io non Sì, a so se livello questa sia tre. una cosa positiva. Però, non credo. vabbè. Devo leggere la descrizione. Ed eccolo qui, il manuale di combattimento del vostro Hero. Vedi, fa pure il tutorial. Sono sicuro che più battaglie affronteremo e più il nostro lavoro di squadra migliorerà. Wow ragazzi, è stato fantastico. Ehi, non è nulla, ho sconfitto mostri molto più grandi di quello. Devo insegnarti qualcuna delle mie abilità un giorno di questi. Basil, so che non sei il tipo di persona a cui piace combattere, ma è anche utile sapere come difendersi. Sapete, in verità stavo lavorando a un libro che tratta di tutto sui combattimenti. Magari la prossima volta possiamo studiare tutti insieme. Lo farò tenere a Omori per ora. E ho ottenuto libro autoaiuto. Ok. Man mano che diventeremo più forti aggiornerò la sezione combo del libro di autoaiuto. Quindi controllatelo ogni tanto. Amore, dovresti sapere che quando guadagniamo exp e saliamo di livello, a volte impareremo delle abilità. Le abilità sono potenti e hanno un largo assortimento di effetti, ma ognuno di noi può ricordare solo fino a Come 4 Pokémon. abilità alla volta. Ok. Dopo aver imparato una nuova abilità, non dimenticare di equipaggiarla nel menu giocatore, ok? Ok. Sì, lo sappiamo. Possiamo andare a casa di Basil adesso? Ok, era tutto quello che volevo dire. Abbi pazienza, Kel. Va bene, Allora, vogliamo... Vediamo subito questa nuova abilità. qua non abbiamo niente. Qua abbiamo... Il libro Il autoaiuto. manuale lo leggeremo la prossima volta, non Ok, questa. allora via. Sì, Fuori da qua. Non importa, non importa. Sì. Prossimo. Quindi È se ne andiamo in troppo lungo abilità. da fare adesso. Ok. Allora, infligge sempre un colpo critico. Ignora la difesa quando Mori è triste. Ok. Perché tu sei triste nel dare una coltellata. Quindi, facendo critico, in teoria il fatto che siamo in difesa non ci fa perdere danno, credo. Sì, Farebbe di più, penso, con la rabbia. Però così ignori la difesa. Esatto, però è così ignori la forte. difesa. Costa 13 però, vacca boia. Però questo fa male. Questo fa male, perché Però tu pigli o cucirlo. vorrei evitare. Allora, Scusate, quindi diciamo, io diciamo. entro nel boschetto a questo punto. Entriamo. Allora, Fumo nel parchetto, spaccio cocaina. e O c'è cocaina. una scarpa No, sì. come abitazione. Ok. Meglio comunque di stanza bianca. Tutti bene, bene che No, ma stanza bianca si sta bene. però bel questa è posto. una scarpa Allora. casa. Dite cheese. Oh, è un po' sfocata. Ma niente, così è unica. Spero non vi dispiaccia. Certo che no, posso vederla? Ma certo. Siamo così carini. Come sono uscito? Avevo i capelli spettinati? Basil, voglio vederla. E anche Omori, piano piano. Va, per ultimo. Ehi, Omori, vuoi dare un'occhiata alla foto? Fotina. Sarebbe C'è il potuto uscire protagonista di meglio. Limbo che è cresciuto. Sì, Esatto. sì. Palese. Pazienza, l'aggiungerò comunque alla mia collezione. È bella, non un ricordo. Evviva! Evviva! Un'altra foto da mettere nell'album fotografico. Obri, fatti più in là. Non riesco a vedere. Ehi, No. non spingere. Hai già avuto il tuo turno. Poi, di Kell. Fermi, aspettate, così mi fate cadere.
Ci sono prima io. No, prima io. Le mani addosso no, Ragazzi, basta, mi state facendo cadere. Omori caccia il Ecco. coltello. Ah no, E accoltella sia Kel che Ove. No, una cosa così all'improvviso io me perciò l'aspetto da un momento all'altro, capito? Sta capito? andando tutto troppo tranquillamente per quello che so di questo titolo, capito? Oddio, Basil, scusami tanto. Basil, stai bene? Guardate cosa avete combinato. Quante volte vi ho detto che dovreste imparare ad andare d'accordo? Mi dispiace, è stato un incidente. Per favore, non dirlo a mai. Dai, non fa niente. Sono cose che capitano. Ho raccolto le foto, per fortuna non si sono rovinate. Le rimetteremo nell'album fotografico per scusarci. Grazie, Hiro. Su, entriamo in casa. Ricordatevi di pulirvi i piedi. Vai, entriamo. Allora. Bella. Sono in casa. Accogliente. Dei libri riguardano per lo più come prendersi cura delle piante. Oh, È tipo Toriel, solo che per le piante. Invece Toriel aveva tutti i libri sulle lumache. allora, l'album fotografico, la cosa più preziosa che ha. Ok, sto parlando con lei. Ok. È un tipo, comunque. Vero, Mori, sì, è sei un pronto a maschio. rimettere a posto le foto? Sì, Andiamo. Ottimo, iniziamo. Non ti preoccupare, non ti sei aperto niente interagendo. Cavolo, Mi dà stanza. non mi ricordo l'ordine di queste foto. Non ti preoccupare, Basil. Omori ha un'ottima memoria. Se ne occuperà Ma- lui. Vabbè. allora, Questa era l'ultima. gli spazi qua vanno. Questa era l'ultima. Questa va qua. Questa va qua. Questa va qua. Questa va qua. Applauso. Sull'album Ricordi c'è scritto di Basil. Ricordi di Basil. Ecco fatto, come nuovo. Basil, mi dispiace averti spinto, anche se almeno metà della colpa è di Kel. Ecco qua. Io prometto di non litigare più con Aubrey, a meno che non inizi lei. Va tutto bene. Volevate guardare solo il mio album fotografico. Oh, attenzione. Che strano, deve esserci staccata una foto. Oh? Cos'è questa? L'ho scattata io? Eppure c'è qualcosa di così familiare. C'è No, stato... Sì. non può essere. No. Oh no, che cos'è mo? Mari, No. che cosa? No. Cosa cazzarola è successo? Siamo stati rispediti nel white space, nello spazio bianco. Allora. Ed è scomparsa la volta. Sì. Basil Non possiamo ha uscire. visto qualcosa in quella foto che non andava bene. Allora, gattino? No, non c'è molto da fare qui in giro. Si è triggerato ed è esploso. Che cosa è? Aspetta un attimo, fammi... Majin Vegeta? Aspetta, così. Voilà. Guarda Peppino che gioca a Isaac, guarda. Fazzolettino? No. C'è qualche Riparla col disegno nuovo. gatto. Ecco. Allora, questo disegno prima non c'era. No. No. Piccola cosa che ovviamente è abbastanza ovvia. Mano è basata su lui. Non ho capito, La senti, mano che scusa. la mano che vedete nella grafica, la mano fantasma, ovviamente è basata su di lui. Ah, ok, ok.
sai. allo stile, insomma. È apparso questo disegno che è quell'entità che abbiamo visto sul Sì. lago. Lampadina. Va bene. Stessa cosa di prima. Ok. Se vado Ti in avevi detto, giro. se ti riparla col gatto? Eh sì, puoi riparlare col gatto. C'aveva qualcosa in più da dire. Allora, aspetta. Ti aveva detto non c'è molto da fare qui, non è vero? Oppure sì. Sto cercando una via Sì. d'uscita? Ce n'è sempre una, ma Sei Ok. aspettato succeda qualcosa? mm, allora C'è la aspetta. porta da qualche parte. Innanzitutto computer. Qui non c'è niente di nuovo. Tra l'altro è mezzanotte. Mi dice. Non ti preoccupare, abbiamo praticamente finito. Ok. Ah, lo dico, è l'orologio del PC suo, poi si Ah, beh. collega col, No, col perché tuo? è No, no, 04, là è Ah, 00, no? ok, no, pensavo fosse collegato. no, fa Ripetivo. sempre mezzanotte. Ok, sempre mezzanotte, va bene. Cos'è che Mm, resta a fare, Vincenzone? farmi prendere da una delle I mani. fazzoletti, i fazzoletti. No, li ho Ah, esaminati li hai prima. già esaminati, Sì. me ne sono perso. Ma no? Non fa un cazzo. E come al solito, Mano Fantasma non risolve niente. No, raga, purtroppo no. Eh, per forza. Mm, Allora, che cazzo è rimasto? È rimasta una cosa. è rimasta? È rimasta una cosa da controllare. Il libro di nuovo? Però l'avete già Sì, controllato. Sì. già non c'è più niente. Lampadina computer. Scusa, non sono queste 5 qua, che cazzo ci manca? Aspetta, io prima andando verso l'alto ho trovato il coltello. Può darsi che paia qualcosa? No. Cos'altro c'è da controllare? La coltella. Ah, prova a puoi accoltellare il gatto? No, no, no. Aspetta, fermo un attimo, fermo un attimo. Aspetta un momento. Aspetta. Gli Ah, accoltelli? aspetta. Lui però ha detto c'è sempre una via d'uscita. Ma Ma, a che costo? ma che È cosa? quello che voglio capire. Tocca tirarsi le pugnalate qui. Arachiri? Vincenzo, se lo fai, fammi un 3-2-1. No, no, già è Se lo fatto. fai. Già è andato. No, Ah, no, Già è già sono andato? andato. ha già Sì, sì, sì. premuto, sì. È andato. Mm. Guardaci, eravamo così spensierati prima. O chi tu sei? Che cazzo è cosa? Questi sono tutti i nostri ricordi insieme. È basic, lo so. Riguardandoli adesso sembrano così tristi. Anche se credo dovremmo essere felici per averli vissuti. Creiamo dei nuovi ricordi insieme, ok? No, c'è decisamente qualcosa che non va. Mm. Mm. Un ragazzo che dorme nella sua stanza. Come si chiama? Grodol.
Non, Che ti devo non dire? credo, si chiamerà Grotol, non ci sta nemmeno, credo. Infatti Però... no. No, invece ci sta. Sarebbe doppia L, però vabbè, potremmo appararlo Ah, con un doppia L, slide. c'hai ragione, scusa, sono Quindi se tutto io decidessi dimenticato. di mettere un nome di mia scelta, cambierebbe molto. Meglio che si chiama Sanni, pure per te, se devi spiegarmi qualcosa, eccetera. Secondo me è una scelta tua. Io ti dirò questo. Secondo me, per come è buildato il gioco, è meglio che rimanga Sunny. Secondo me questa Ok, scelta del nome non andava fatta. Cioè, non dovevano proprio ok. Ok. metterla. Allora io mi Sunny ci fido di piace. Setti e vado avanti. Sì, Suo nome è Solo me Sanni? Sunny? Sì. assolutamente sì. Ok. Mm. Sunny come solare, tra l'altro. Sì, Tutto l'opposto di... soleggiato. È soleggiato, esatto. Tutto lo... Che succede? Un altro tetto Allora, che non conosco, come un disse momento. Shinji di Aspetta Evangelion. un momento, e mo ci Eh, sono dei dollari. Aspetta, aspetta, ma questo è aspetta, il mondo aspetta. reale, Questo è il quindi... mondo reale, mo. eh, Che io non pensavo ci fosse. Per mio Mori finora era quella schermata della stanza bianca. eh, Ok, cose un po' un attimino particolari. sì, sì. Si resta sul piano astrale, via. Questa cosa io mo non me l'aspettavo. Aspetta. Allora, Controlliamoci quello che abbiamo. sono l'unica cosa che hai. Sì, perfetto. Mani, tra l'altro. Mani. Vabbè. Incredibile. Mani, Abbiamo ovviamente. Mano abilità. onnipresente in questo gioco. Non presente. Allora, noi non sappiamo fare un cazzo al Ernesto, non momento. c'è niente. Ernesto, non ci sta niente. Ok. Manca la pizza. Allora, esaminiamo il telefono. Messaggio di mamma. Mm. Ciao Sanni, sono mamma. Sono ancora in città a preparare le ultime cose per il trasloco. Hai sistemato la tua roba? I traslocatori arriveranno tra qualche giorno, perciò ti ho lasciato delle faccende da fare prima del loro arrivo. Oh, dimenticavo che in Branata c'è stato un problema con la compagnia elettrica. Mi sono dimenticata di dirgli che per il trasloco ci serviva qualche giorno in più. Quindi in questi giorni le luci potrebbero non funzionare. Comunque sia, so che traslocare adesso potrebbe essere un po' stressante, ma penso che cambiare aria farà bene a entrambi. Nel frattempo potresti salutare i tuoi amici, è da un po' che non parli con nessuno, potrebbe farti bene. Ok. Ad esempio, Kel ti ha cercato tantissime volte da quando abbiamo messo la casa in vendita. Ci sta telefonando ogni settimana in questi ultimi mesi. Sembra molto solo. Magari un giorno di questi potresti uscire con lui. Ok, questo è quanto. La mamma ti vuole bene. Ci vediamo, tesoro. Bzz. Allora, sei affamato. Te la Interagisci con i butto. post-it di fianco al telefono? No, a parte che io non vedo una beniamata mazza. Sì, sì, veramente Non poco. vedo un cazzo. Quindi tu mi dici post-it Qua dove? in mezzo. È, Penso. è letteralmente Ah, di fianco ok. al telefono. Ok. Questa è una nota della mamma. Ti ho lasciato una bistecca nel frigo, casomai ti venisse fame. So che non è molto, ma non sei uno a cui piace mangiare. Dovrebbe bastarti per un paio di Madonna. giorni. Ti Porca... voglio bene, tesoro. Baci. Allora, Minchia, un paio di giorni una allora. bistecca è veramente Sì, criminale. effettivamente mangia un cazzo. Allora, qua la situazione per me è molto brutta. Brutta. Cioè, ma in realtà mondo reale forse è meglio che mondo astrale. No, situazione di Sanni molto brutta, molto spiacevole. Una Sanni non mangia, no, non si è mangia. Non mangia isolato, tanto, si non è parla tanto con isolato, i suoi amici. Sì. non parla con gli amici e si è creato comunque questo mondo di fantasia, mondo dei sogni dove gioca pucciosamente con tutti gli amichetti e perché non incontra nessuno fuori. Mm. Ok. Adesso Mm, io direi di uscire dalla stanza, ci sono. andare alla prima porta a sinistra e iniziare ad esplorare le due stanze. E dopo abbiamo chiuso. Allora, io le vorrei anche esplorare se si vedesse qualcosa. Sì. Ma se no, io vedo benissimo. Senti, beato a te. Quanti anni hai tu? Ricordalo. 19, giustamente. Ecco, alla mia l'età si inizia leggermente a perdere pian piano. Quindi questo per me è buio pesto. Proprio. Allora, c'è un letto, il letto di mamma.
pensi che il materasso sia troppo duro per dormire comodamente. La mamma ci mette sotto i vibratori, perciò è duro. Un cazzo Non di so se è male. una scelta di gameplay. Se Sì, ci sì, fa sì. alzare il letto lo Credo di scopriremo, sì, credo di sì. Un cestino da picnic vuoto. Per Ah, questo sogniamo che sì. la ragazza ci aspetta sempre lì. Potrebbe essere una rappresentazione di nostra mamma, magari. Sì, che ci porta del cibo, ci cura e ci Ci rifà vuole bene, sì. tornare in forma. Potrebbe essere. E si Una salva mamma che ti anche vuole qui. bene. Ma non siamo più omori. Tra l'altro, Sunny sembra un po' più grande rispetto Infatti, ad vai nella Omori. stanza di fianco dove c'è il bagno e puoi specchiarti. Vai. Alla toilette. Allora mi dà tanto l'impressione di un Persona al contrario. Mm, Cioè, in un titolo di Persona noi giochiamo con un personaggio umano che controlla un'entità. sì. Qua noi riusciamo anche a muovere quell'entità, che secondo me non è solo una cosa di sogni sua, ma una cosa un No, pochino sì, più... avrà qualcosa di più profondo sicuramente. Allora, Poi bisognerà capire l'interpretazione. questo è il bagno. Mamma ha rimasto note ovunque. Ricorda di lavarti i denti ogni Beh, giorno. Ti voglio bene, tesoro. Baci. Salve. mamma mi verrà all'improvviso così, no? Siamo mori, ma a colori. È un po' più grandicello, direi anche. Sì, Quindi sì. a Comori. Forse perché il periodo più felice che ha vissuto è l'infanzia, quindi per lui essere felice vuol dire Magari essere sì. un fanciullo. Prima del trasloco, magari anche questo Ok, trasloco senti, c'entra. dove Possiamo devo chiudere. andare? No, chiudiamo. Risalva. Ah, ok, aspetta, risalvo. Sì, Risalvo. sì, risalva, tanto Risalvo. avrai salvato 5 secondi fa. Conosco casa mia, so dove devo salvare, che bello. E i livelli non vanno di pari passi o No, mori. Ok, salvato. Allora, Qua si io chiude. questa cosa alla fine non me l'aspettavo. non credevo neanche io Non, che no, succedesse questo. no, Va bene, no, no. va bene. Si combatterà anche Non lo all'esterno? so, è un grodolone, questo lo posso dire. Entriamo in quella realtà per un determinato motivo? Non lo so, non lo Chissà. so. Dormirò io Comunque, stanotte ragazzi, pensando a Mori? Assolutamente può no. darsi. Per Può forza. darsi. Comunque, siete stati veramente degli allievi top, devo dire. Cazzo, bravissimi. No, Grazie, Proprio Max. maestro, la ringrazio. a Gentilissimo. pensare tutto alla minima cosa e anche la cosa di pensare se si possono, non possono risparmiare nemici oppure il fare teorie su questo mondo è un sogno, non è un sogno, queste cose qua è una cosa molto molto bravi, molto bravi. State veramente molto bravi. A fare La questi ragionamenti. ringrazio, Ovviamente maestro. io non vi confermo assolutamente un cazzo di niente, No, è Non ti assolutamente. semplicemente azzardare che ti arriva un cazzotto in testa. No, Con assolutamente, affetto, però ragazzi. ti arriva. Io sono qua T'arriva. semplicemente a darvi le lodi che vi meritate, perché un gioco se va giocato bisogna pensarci, rifletterci, soprattutto questo gioco che ha un bel po' di significati, no? Sembra proprio... Setti, siamo passati per la scuola di Alan Wake, quindi lascia fare. Mangiamo giochi e ragionamenti, vai proprio tranquillo. Siamo pronti. No, ce la facciamo tranquillamente. Anzi, tu dimmi solo che si va ancora più deep e a posto, sono tuo. Ragazzi, questo qua, come potete leggere nel nome del file, c'è scritto file 1 prologo. Allora, Giustamente. Quindi, Quindi. quindi sì, State va tranquillissimi. benissimo così, Setti. molto bene. Va Tranquillissimi. benissimo. Allora, Se ci abbiamo tempo, 1 minuto e mezzo, vi faccio vedere la seconda cosa a cui ho lavorato. Va bene, Va ho bene. ancora tempo. Il Poi, video. bonsoir Pierluigi. Ciao Pierluigi. Il video che mi hai fatto scaricare prima? Esattamente. Ok, aspetta, così lo posso far vedere pure in live. Assolutamente sì. Esattamente. Allora, Assolutamente aspetta. sì. Non faccio premessa. Non è bello. Prima di tutto. Secondo di tutto. Seconda premessa, non rompere i coglioni. Faccelo prima vedere e poi giudichiamo. Non iniziamo a mettere le mani davanti. Ho fatto la merda. Il Namecciano. Ragazzi, Tu poi dici che, io tu poi adesso a dici che mi pensarci vuoi mi bene vergogno. e mi mandi la Vi- merda, Setti. Vi giuro, Non io a coincide. pensarci mi vergogno.
No, ma Menala, smetti. Allora, senti, fino a quando non appari col pipo da fuori va tutto No, bene. quel magari evitiamo. Tutto a posto. Allora, aspettate che lo aggiungo. Lo aggiungo. Lo Ragazzi, aggiungo. sono stanco, non ce la faccio Don più. Alfonso Maria Basta, Fusco. basta. Incredibile, un fratello. Allora, aspetta, a voi lo posso aggiungere così. Buonasera anche a te per Cerca, Luigi. cerca la casella Lupol, vedi se ti esce. No, è finita. Cioè, Ah. quella sfidanken. Ah, peccato. Speravo che Ah, almeno ci ho fosse capito. ancora la finestra. Allora. Guarda che bella quella mano, mano fantasma lì dietro, È guarda che bella. bellissimo. Allora, mi Dovete metto ringraziare Bandit. soltanto. Mano, sai bravo. come si chiama il file originale? No, come si Si chiama chiama? Mano Bastarda. Perfetto, grazie ancora. Vedi, quando c'è l'affetto e l'amore va tutto bene. Allora, io sono pronto. Lo avvio. Avvialo. Non tanto, Setti. Non tanto. Non vuoi il cazzo. Tutto andrà bene. Che cosa succederà? Sì. Ok, è l'intro. Certo, ma è la sigla, tacci tu. Se tu sei stronzo uno perché è bellissima e ci avevi detto che era una merda, quindi ci hai detto la prima cazzata. Seconda, sei stronzo 2 volte per alcuni motivi che poi troveremo. Minchia, questa era quella brutta. Ok, la bella com'è allora? Cazzo, se questa è la brutta. È morto Setti. Setti, ma abbiamo iniziato il gioco. No, Setti, se ci appendi all'inizio è finita, c'è un problema. Stavo dicendo, sì ragazzi, è una merda totale. Cioè, io mi vergogno di averla fatta, infatti. Ma non è Ragazzi, vero? Ma perché la cosa dovrebbe è essere una merda? tutto questo che è successo, cioè tutte le cose che avete visto in realtà, le grafiche, non mano no, però il Vincenzino che ho disegnato io, quello l'ho fatto io, e questa intro e le grafiche sono state tutte fatte da me Ok. in un stato embrionale del Vince, facciamo Mori? Sì, facciamo Mori. Lì è partito tutto e ho iniziato a fare cose da solo. La cosa è iniziata dopo che Vincenzo mi dice: guarda che su Game Pass l'hanno tolto e dobbiamo posticipare, e guarda che lo dobbiamo comprare. Quindi a posticipare, non sto dicendo che sono stronzo, anzi, secondo me è stata la scelta migliore. Io ho iniziato a lavorare sempre su più cose, ragazzi, che vedrete mano a mano, e queste cose che avete appena visto sono l'inizio. Come l'inizio della mia avventura è l'inizio della vostra. Questa sigla verrà messa se Vincenzo vuole, se insomma, se avete gli occhi per poterla guardare più di una Ma volta, verrà messo vaffanculo. come inizio di ogni live, sia per me, poi insomma vedrà Vincenzo. Ragazzi, spero vi sia piaciuta, questo qua è un gran tributo. Mano non sapevo se sarebbe venuto di principio, infatti questo qua è proprio il principio, e mi sono sentito un po' uno stronzo a non averlo messo nella sigla, però ho rimediato e ho contattato Bandit per fare Mano Bastarda. Sì, io ci sono sempre, io sono sempre dietro di te, in un modo o nell'altro. Esatto. Allora, ti ringrazio che almeno nel video non c'è mano perché così non ce l'ho sempre appresso, capito? Ogni Ma tanto io sono sempre pure qua. per lui c'è, però ogni tanto, capì?
Sono sempre Stacchiamo un pochino. Senti, ma ci mancherebbe altro. È normale che non la metto all'inizio delle live, visto che No, la versione è brutta. per Ci forza. mancherebbe Non altro. si mette un Non si cazzo. mette. Momento cestina il file Mi subito. hai fatto anche un po' cagare sotto, perché poi mi ero rilassato, visto No, che ma era pure il io. trailer. Pensavo che era un trailer del gioco. C'è qualcosa nel mezzo che ha inserito? No, ho No. visto brutte cose all'interno, ma ho Opening. visto Così. brutti momenti. Ok. Sì. Vabbè, tutto da scoprire. Va E bene, poi va scopriremo bene. tutto. E tutto quanto inizia dalla seconda live. Tutto. Tutto. Ah, Ci va sta. benissimo. Effettivamente, ci sta. Abbiamo fatto Già un ti ho detto, il prologino. finale per me era completamente inaspettato, perché per quello che ho sempre visto del titolo, fortunatamente sono riuscito a evitarmi tutti gli spoiler, quelli grossi, cioè io veramente non so un cazzo di niente di sto titolo. So Yoink. che era uno di quelli che io dovevo provare, però te l'ho detto, l'ho avuto 6 mesi sul desktop che mi guardava e mi salutava, però mai aperto. Ho detto sì, sì, poi trovo il tempo. Come ti ho detto pure su Discord, forse meritava il momento giusto e la giusta introduzione, quindi meglio così. Sì, Hai totalmente. visto? Ce l'abbiamo fatta. Hai visto? Ce l'abbiamo Tutto a fatta. posto. Godo. Allora, mo vediamo Ragazzi, già se nei prossimi giorni riusciamo ad organizzarci. Comunque ci teniamo aggiornati io e Setti. Poi comunque postiamo sui social quando è che la facciamo. sì. Quindi vediamo di portarla assolutamente avanti. Quindi noi adesso ci andiamo a fare un meritato riposo. Riposino, No, non assolutamente. c'entra Anche se niente. mo in realtà io e Gianmarco stacchiamo la live e prenderemo a parole Setti Sì, perché io e Gianmarco adesso non dormiremo iniziando già a fare teoria, a fare cose, tocca eccetera, portare eccetera. il Quindi Teorazio, dai. a posto così. Quindi Perfetto. ringrazio tutti quelli che sono passati, ringrazio chi è rimasto finora, ringrazio la mia voce che se ne sta completamente andando a Che fare ne in culo. travaicchiaio, lo zinza, hai Quello ragione. anche c'entra. Per forza. Settone, grazie 4584 volte. Fai Grazie a te, 5.000, Vincenzo, arrotondiamo. grazie a te. Arrotondiamo a 5.000 5.000. e poi ci sentiamo comunque domani e vediamo nei prossimi giorni. Ragazzi, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Se la voce Buonanotte. torna, a domani. Buonanotte. Buonanotte.